miei sorrisi e i tuoi si sono spenti. Noi camminiamo insieme e siamo soli. Ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio, addio. Il nostro amore, acqua di mare, è diventata sale. Le nostre labbra inaridite non hanno più parole. Guardami, guardami, lo sai che non è vero, non è vero che è finito il nostro amore. Addio, 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 addio. Guardami, guardami, ascoltami, fermati. Non è vero perché tu stai piangendo, perché noi lo sappiamo che ci vogliamo bene, che ci vogliamo bene e ci lasciamo. Addio, 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 amore mio. Buongiorno, buongiorno. Prima di presentarvi questi ospiti graditi di questa lunga passeggiata, chiacchierata che faremo con Sveglia Veneti, volevo ringraziare tutte quelle persone, sono tante, che in tutta la settimana, domani terminerà Farmacia per i bambini, cercano di dare il loro contributo comprando qualcosa nelle farmacie e darlo a queste persone che li accoglieranno, che sono veramente grata di averli avuti come supporto, che è l'Associazione Combattentistica Italiana, con veramente tantissime persone, carabinieri, abbiamo di tutto e di più, finanzieri nelle farmacie per accogliere queste persone che vogliono donare. Ecco, vi ringrazio tantissimo perché sta andando molto bene, domani sarà l'ultimo giorno e sono molto contenta di questo, anche per la nuova iniziativa che hanno deciso di fare i farmacisti contro la violenza di genere. Ecco, vi ricordate questo gesto, mi raccomando, importantissimo, vuol dire che quando vedete che una persona fa questo gesto, una donna, è in pericolo. Capitelo bene, chiude il pollice e chiude la mano. Ricordatevi di questo gesto che è fondamentale, che ha salvato una persona proprio con questo gesto che questa commessa si è accorta. Adesso presento subito i graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. Grazie di essere qui, dottor Casteller. Grazie a lei, Mirella. Grazie anche a Gianluigi Naletto, sindaco di Dolo, primo mandato civica. Grazie anche a lei, sindaco, di essere qui. Allora, io partirei anche proprio con i sindaci, adesso col sindaco Naletto, perché trovo che l'ho invitata anche per chiederle questo, che questa morte assurda
che ha suscitato uno scalpore incredibile. Ne abbiamo avuto tante, ma questa proprio ha avuto un eco incredibilmente forte, lo sta avendo ancora, per cercare di portare avanti quello che dice la famiglia Cecchettin, il ricordo di Giulia, cercando di mettere in tutti i municipi, oppure su location molto importanti, molto visibili, questa gigantografia per far ricordare quello che è successo. Deve essere una cosa molto visibile. Io adesso sono in contatto con l'avvocato di questa famiglia molto provata per vedere se riusciamo assieme a fare questo, cercare di non dimenticare, perché purtroppo in Italia dopo 2 o 3 giorni si chiude il sipario e non può chiudersi il sipario con tutte queste morti che abbiamo anche in Veneto, con questi femminicidi. Cosa ne pensa, Sindaco? Ma io credo sia importante proprio tener vivo quello che è accaduto e soprattutto visivamente e l'immagine del volto di Giulia esprime ben di più di ciò che mostra, e cioè un mondo sconosciuto ancora, dove, e mi fa piacere che ci sia un dottore psicologo, psicoanalista, ecco, per aiutare anche me come sindaco, come papà, come cittadino, a capire che cosa poter fare insieme. Lo dico subito, io credo che, e me lo sento addosso, la più grande sfida come amministratore locale su questo tema sia quella educativa, cioè sia quella di come proporci anche noi come amministrazione comunale verso una comunità che è in attesa anche di un orientamento, e qui la difficoltà, lo dichiaro, sono a mani vuote di fronte a fenomeni di questa grande portata, che però riguardano l'uomo e la donna. E qui ecco la sfida, che non è tanto burocratica, che non è tanto legislativa, ma è dell'uomo e della donna. Mi fermo qui. Allora, riguarda l'uomo e la donna, io penso e aggiungo, dottor Casteller, che riguarda tutti noi, riguarda la società. Tutti quanti dobbiamo fare qualcosa. Riguarda soprattutto l'uomo, questo uomo che fa fatica a crescere, questo uomo che fa fatica a capire ancora adesso nel 2023 che la donna non è un oggetto, non è uno strumento che puoi usare a tuo piacere, ma soprattutto questa comunità che deve diventare comunità come era una volta. Prima io e lei parlavamo i tempi passati, ecco il famoso filò dove si sapeva tutto di tutti, però si aiutava, c'era questo calore, le porte erano aperte e se qualcuno aveva bisogno c'era il supporto della comunità che faceva proprio quadrato alla persona che era in difficoltà. Prego, dottor Casteller. Si era meno soli, forse si era meno connessi con il mondo, ma le relazioni erano vere, erano reali. C'era forse la puzza del filò, quella puzza che viveva nelle nostre famiglie, ma era una puzza di pulizia mentale, anche morale, anche etica. C'era meno confusione, i principi erano fondamentali, ma io non vorrei rimanere nella nostalgia, vorrei proiettarmi nel futuro. E il sindaco diceva c'è un'attesa forte di orientamento, mi trovo a mani vuote. Ecco, questa è la sensazione che non solo le istituzioni, ma anche tutte le famiglie hanno. E il caso Filippo Turetta è un caso particolare, ma non pensiamo non sia così diffuso, o meglio, l'estremizzazione non è diffusa, ma i segnali anche in questo caso c'erano tutti, andavano letti per tempo. Chi li doveva leggere? Le istituzioni, la famiglia, i professionisti. Quello che è certo è che lì avevamo una presenza di una persona che aveva paura, ed era Giulia, e per una serie di fattori non ha avuto il coraggio di renderla pubblica se non attraverso dei messaggi, delle comunicazioni nei social. È delegato tutto ai social, quindi anche la paura viene delegata a questi strumenti. Ecco, forse converrebbe, primo passettino, parlare come esseri umani tra persone,
parlare con i propri genitori. Io ho calcolato che di solito dedichiamo 15 minuti a ogni cena, a ogni pranzo, e di quei 15 minuti 7-8 li fanno nei social i ragazzi. C'è poi un tema di sensibilizzazione nel territorio, con una serie di eventi che si possono fare sul tema del rapporto uomo e donna. Io non ho la forte convinzione che sia sufficiente modulare un piano di formazione scolastica, istituzionale, educativa. Quello aiuta, è un aiuto in più. Negli Stati Uniti lo fanno da 15 anni, solo che negli Stati Uniti questi casi efferati, estremi, e non è un femminicidio, in penale esiste l'omicidio, che sia se uno uccide una donna, uccide un uomo, ha sempre ucciso un essere umano. È drammatico, se uccidi un bambino, se uccidi una donna, se uccidi un uomo, che sia maschio o femmina, tu uccidi un essere umano, ed è un aggravante uccidere ancora di più quando si uccide una donna. Perché? Perché la donna genera la vita. La donna genera la vita, toccare colei che genera la vita è uccidere più volte. Non è uccidere una volta sola, è uccidere una molteplicità di volte. È per quello che l'uccisione di una donna va differenziata, io sono convinto, tra le altre forme di uccisione. È molto più grave, è molto più drammatica, perché uccidi più vite, non uccidi solo una persona, uccidi anche il futuro, perché uccidere una donna è drammaticamente dare un messaggio forte di non esiste più un futuro, non esiste più una speranza. E questa è una cosa drammatica. I segnali c'erano, ripeto, tutti andavano letti per tempo. Non è i segnali della premeditazione all'atto in sé, è il segnale di una persona che aveva dei problemi e che dovevano essere intercettati per tempo. Quindi non preoccupiamoci che tutti i nostri ragazzi o tutte le nostre ragazze potrebbero in un certo momento sviluppare quei segnali. No, non è così. Però quei segnali vanno intercettati per tempo. Chi li doveva intercettare? Questa è la grande domanda. La famiglia ne ha gli strumenti? La scuola? Le istituzioni? Gli psicologi, gli psichiatri che fanno parte dei centri di ascolto a livello territoriale? Ecco, la colpa è di tutti. Sì, è di Filippo Turetta perché ha agito, è stato il braccio armato che ha ucciso una persona. Ed è indubbio questo. Ed è non condannabile, è una cosa inimmaginabile. Però alle spalle di tutta questa persona, perché i casi sono molteplici, quindi è un fenomeno, c'è un sistema sociale. Questi ragazzi vivono, sindaco, questi ragazzi vivono in una realtà parallela, vivono in una realtà che è la rete, sono convinti di essere dei ragni che connettono le persone. Non è così, sono delle mosche nella rete. Sono mangiati nella rete, vivono una realtà parallela e non la differenziano rispetto alla realtà effettiva. La morte nella rete è una cosa normalissima, perché dopo Mirella, dopo ci si rigenera. Nella rete tu puoi morire e puoi tornare a vivere. Loro questa cosa non la comprendono. Dottor Casteller, però è anche vero che c'è morte e morte. Qui stiamo parlando di 20 pugnalate su un corpo ormai inerme, che una violenza inaudita. È questo che non riesco a capire. Non una pugnalata, 2 pugnalate, mi è partito il colpo. 20 pugnalate, e sempre è così. Mai una pugnalata, 20, 30, vediamo quello che è successo. Ecco, questa aggressività, questa ferocia, da dove viene? Allora vuol dire che qualcuno non ha analizzato bene questo soggetto. Questa aggressività nascosta, Americo Spalletti che ha detto questi principini azzurri non ne posso più, ecco, questi angioletti che poi si dimostrano invece dei demoni terribili. Ecco, come si fa a reprimere questa aggressività che tu hai dentro? Tu lo sai che ce l'hai, tu lo sai, e anche tu non chiedi aiuto. Le parole che tu hai detto al papà, io se non ho Giulia mi ammazzo, come dice lei, sono parole che dovrebbero essere state interpretate subito da questo genitore. Cioè, come? Che frase è questa? È terribile questa frase, non la puoi dire. Perché hai detto questo? Cosa c'è dentro di te? Ma come dice lei, i genitori non sono preparati. I genitori continuano a mettere molti, non tutti, non spariamo nel mucchio, la polvere sotto il tappeto. Perché iniziare a dialogare vuol dire metterti in gioco,
vuol dire cominciare a dare delle risposte, capire veramente chi è tuo figlio, ma si continua a mettere sotto ne avrai un'altra, cosa vuoi che sia? C'è un malessere enorme quando un ragazzo dice io mi ammazzo. Lui aveva già deciso che qualcuno si sarebbe ammazzato o avrebbe ammazzato, lui aveva già pianificato, dottor Castellari, mi scusi se lo dico, ma lui era già partito ormai, o sbaglio? Ma in realtà non possiamo creare una correlazione così diretta. Quello che è certo è che non è così positive le 20 pugnalate. Perché? Perché in pratica clinica, quando le pugnalate superano un certo numero, è compulsivo-impulsivo, c'è l'attenuante. Quindi il rischio è che in perizia, questo lo vedremo, l'eccesso di aggressività sia fonte di un raptus momentaneo con una forma di dissociazione psicotica bipolare, quindi queste dinamiche qua andranno valutate. Quindi le 20 pugnalate sono il segnale molto chiaro della perdita totale del controllo e di forma aggressiva, probabilmente compulsiva. Se fossero state 2, 3, 4, il ragionamento era molto più razionale presente, però questo è un tema. L'altro tema forte che lei sottolinea è il tema dei genitori se hanno gli strumenti per poter arginare un aspetto di questo genere. Allora, quando l'uomo o la donna, ma in questo caso l'uomo, ritiene che l'altro essere umano è un oggetto, significa che ha confuso la relazione con la proprietà. Amare una persona non è possederla, cioè questo deve essere chiaro, ma questa a qualsiasi età, non a 20 anni o a 70 anni o a 50 anni. L'altra persona, noi siamo uomini e donne libere che si relazionano. I greci dicevano, mi permetta Marcella, che amare una persona è legare la sua ragione con la sua follia, ma dentro di lei, non tra di noi. Quindi io devo rispettare la sua libertà, prima di tutto, prima ancora della libertà della coppia. Abbiamo il nostro Rinaldo, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io non sono d'accordo con niente per il fatto che una corteada o vivi corteare non sia lo stesso, ma per dare che 20 corteare, io innanzitutto non può essere una variante che potremmo fuori perché è armato, con ti compri una persona ti va torna con un corteo, va bene, con un corteo in mano, in borsa, cosa vuol dire? Ti parti già premeditazione di copparla sta via. E ora, no? Tutti questi psicologi che trovano queste soluzioni, ma che cosa? È la copparla via, consapevole, non dobbiamo cercare cosa, perché le donne non vanno solo che è il femminicidio, gli stupri, violenza sessuale, a migliaia, centinaia di migliaia, cosa mi serve? Un psicologo è cosa? Ma cosa di questa psicologia che ha fatto papire che vedi 10 anni, 20 anni? Una volta non succedeva e non vedevi i psicologi. Tu devi avere il psicologo, vedere al manicomio, va bene, vedere che robe ha, ma queste robe ferrate così non c'erano. Cosa vuol dire? No, vuol dire che deve cambiare la società. Abbiamo messo in testa anche i medici televisivi con i programmi che fa, non facevano figli se colpa di se massa, sangue per tutto intanto, vabbè, che una volta non vedeva, vabbè. Dopo i che facevano lezioni giovani come il grande fratello, che si destinati solo a letto, che non lavora, non fa niente, soldi, tutto bene, ma la vita non è quella che vi fanno vedere, io la indottrinare e la televisione. E i figli cresciuti che si crede di poter fare tutto. Bisogna cambiare la famiglia deve unita a un certo orario, se non viene a casa è il fratello più grande. Tutti mi chiamano così, si preoccupava. Adesso sto lì a 2 o 3 giorni e non mi interessa a nessuno. Quello che gli devo dare, quello che gli devo insegnare ai figli. Il psicologo serve, ma se ti chiamate davvero. E dopo innanzitutto adesso gli avvocati, gli scusanti, ma se gli avete 20 anni, 30, dopo 8 anni di fuori perché è grasso. Ma cosa si può dire? I movimenti e leggi che già basta farle funzionare, quel che dice, non occorre aggiungere altro. Perché il mondo così rovina, sbaglia, dai genitori, dalla gente, perché tutti volevano avere come Dio ai soldi del benessere
e la vita che bea anche senza stei, basta che ti date in cuore tranquillo, che ti devo dire Dai Rinaldo! gente. Ciao Mirella. Grazie Rinaldo, le Ciao. riflessioni di Rinaldo alla mattina e di tanti telespettatori e telespettatrici fanno capire che la richiesta è giustizia, quella vera, quella solida, quella reale. Ecco, noi abbiamo 3 gradi di giudizio, la Cassazione, abbiamo di tutto e di più, poi la prescrizione, se hai tanti soldi e buoni avvocati, vedi anche in America nelle carceri c'è tutte le persone di colore che vanno alla pena di morte, di sicuro i bianchi non ci sono. Perché è una questione di soldi, però avvocato la gente veramente vuole giustizia, giustizia vera. Cosa ne pensa Sindaco? Cosa dicono i suoi cittadini? Ma i miei cittadini mi chiedono sempre di più sicurezza e io sto facendo degli incontri sul territorio con anche le forze dell'ordine. Però dobbiamo capirci oggi il significato di sicurezza, che non è solo quella di presidio del territorio, ma è quella di, se posso, iniziare da dentro casa, dalle famiglie, dal papà e dalla mamma a parlarsi, e quindi concordo con quanto detto poc'anzi dal dottore, a dialogare. Noi ci siamo messi come motto Dolo città gentile, ma cosa vuol dire? No? Beh, a mio avviso ritornare a parlare anche di gentilezza vuol dire qualificare le relazioni, vuol dire ritrovarsi assieme e magari dirsi le cose. Guardate che oggi i sindaci per una loro parte impiegano il tempo a far parlare le persone, fra vicinato, tra papà e mamma, tra figli che magari li scopri nelle vie insieme a fare, chiamiamole, delle piccole bande, in realtà sono dei gruppi, no? Dove sperimentano magari purtroppo anche sostanze pericolose, dove magari iniziano a fumare. Allora lì io lo dico, io faccio dei giri, ma non le ronde, provo a parlarci, li porto in consiglio comunale. Avete mai visto un consiglio comunale? La sala, andiamo, ritroviamoci insieme. Cioè, veramente io sto riscoprendo quanto importante sia quella che dicevi tu prima, Mirella, no? Anche la dimensione non solo della relazione, ma anche del dono. Cioè, amare cosa significa? C'è qualcuno che inizia, no, a spiegare, al di là di ciò che da questo affare qui ricevono i ragazzi. Cioè, la scuola fa quello che può. La famiglia, abbiamo direzioni per esempio opposte spesso tra il papà e la mamma in termini educativi. E quindi, voglio dire, questo è l'emergenza vera. Guarda, a Dolo, nell'ospedale, stiamo costruendo un reparto di neuropsichiatria infantile. Ma capite che questo è una sentinella veramente straordinaria. Dovrebbe far riflettere più di qualcuno. Allora abbiamo il nostro Livio da Padova, poi continuiamo. Bravo Sindaco. Vai Livio. Ciao Mirella, Ciao. Un saluto ai tuoi ospiti. E volevo anche fare una considerazione, non so se il dottor Casteller sarà d'accordo con me, insomma. La Giulia era una ragazza intelligente, molto intelligente, però era troppo buona, troppo ingenua. Non aveva capito che i continui ricatti del suo assassino erano solo una scusa. Erano una scusa, un ricatto per poterla avere sempre con sé. Lei, nonostante la sua intelligenza, però era troppo ingenua e troppo buona, non ha capito senza rivolgersi a nessuno, doveva subito lasciarlo andare, anzi doveva di questa cosa parlare con qualche esperto che l'avrebbe consigliata proprio nel senso che aveva preso lei. Lei purtroppo la sua bontà, la sua ingenuità ha superato la sua intelligenza e non ha capito che questo ricatto di volersi uccidere era solo un ricatto, perché secondo me una persona che veramente vuole suicidarsi non lo dice a nessuno, lo tiene per sé
e quando è il momento ha già deciso, insomma. Uno che invece lo dice continuamente non lo farà mai e perciò la sua volontà l'ha tradita. Ecco, grazie e vi saluto. Grazie Livio, prego dottor Casteller. Sull'intervento del signor Livio mi trovo totalmente d'accordo su due aspetti principalmente. Il primo, che Giulia, come tante donne, danno fiducia agli uomini, convinte che la forma di aggressività che magari si esprime in alcune occasioni poi non si ripeta. L'uso strumentale della relazione minacciando il suicidio quasi mai si realizza, e ha ragione ancora una volta il signor Livio. Infatti non si è suicidato, è qui con noi e lo accoglieremo in Italia tra un po' e poi avrà tutto il percorso di giudizio, primo, secondo, terzo livello, ricorso e quello che ci sarà. Quello che però va detto in questo caso è che bisogna difendersi. Purtroppo il nemico esiste e il più delle volte è proprio la persona di cui ti fidi, che è vicino. E in quel caso lì bisogna avere il coraggio di allontanarsi e di parlare. E diceva prima il sindaco, parlare. Bisogna ritrovare i fondamentali della relazione umana. Con sti figli bisogna che ci parliamo, primo. Secondo, io non credo nei genitori amici. Il genitore amico non funziona, l'abbiamo dimostrato negli anni. Oggi abbiamo una deriva ancora peggiore, che è la fratellizzazione genitoriale. Che cosa vuol dire? Mamme uguali alle figlie, padri uguali ai figli. Padri di 50 anni che si comportano come i figli di 16 anni. Sono nei social, madre mora, figlia mora, con lifting, cioè non siamo fratelli dei nostri figli, non siamo amici dei nostri figli, siamo padri e madri. Sì, è vero Marcella, Mirella, scusi, è vero, fare il padre e la madre prevede una responsabilità, prevede una scelta, prevede di rimanere da soli e magari non avere tutti i like con gli amici che ti guardano che sei l'amico di tuo figlio modello. No, non esiste dottor questo. Castellari. Però, guardiamo anche il comportamento di certe famiglie, non di tutte, perché lungi da me sempre sparare nel mucchio. Ma anche queste porte aperte delle case, queste camere aperte dove questi ragazzini entrano, fanno di tutto e di più. I genitori lo sanno benissimo, perché non è cambiato il mondo è quello. Eppure non si riesce a capire che devi mettere un'asticella. Più di là non puoi andare. Tu non puoi aprire queste case, specialmente anche nella grande borghesia, queste ville. Abbiamo visto cosa succede, perché poi stiamo sempre parlando di un uomo e di una donna, del sesso. Del sesso non se ne parla in famiglia, tabù. La sessualità a scuola, tabù. Sì. Adesso si inizia forse a capire che forse sarebbe anche utile iniziare a parlare anche a livello scolastico di questa cosa. Allora voi capite che questi ragazzi, già crudi che sono, perché sono bambini, noi siamo molto più avanti come donne, tanto è vero che a 10-11 anni possiamo anche diventare madri, questa è la verità. Il nostro corpo ha un effetto veramente molto importante, molto prima del ragazzo. Ma questo ragazzo che non riesce a capire quanto male può fare a se stesso e agli altri, perché è un gioco, è diventato tutto un gioco. È un gioco anche il corpo, è un gioco, giocare. Ti stupro, per me è un gioco, non ho fatto niente, ma era consenziente. Cioè si inventano di tutto e di più, perché non è stato insegnato loro il rispetto dell'altro sesso, il rispetto della ragazza, della donna. Perché poi se li prendi tutti a uno, la cosa che chiedono è ascoltateci. Ascoltateci, vuol dire che c'è qualcosa da ascoltare e che loro hanno bisogno di parlare. Però io vado nelle scuole, parlano sempre i grandi. Parlano sempre loro, fanno le tavole rotonde nelle scuole che invitano professori, psicologi, psichiatri, di tutto e di più, però i ragazzi non parlano. Io l'ho detto anche l'ultima volta che sono andata. Scusate, ma i ragazzi hanno già parlato prima poco, a mio avviso molto poco. Allora se iniziamo a fare un passo indietro e far parlare loro e capire qual è il malessere e come possiamo muoverci, forse anche come istituzioni, forse sapremo anche dove andare a parlare, ma se continuiamo noi a farci le domande, a darci le risposte, a dire ha detto così, no, ascoltiamo questi ragazzi cosa vogliono dire, dove vorrebbero andare a parlare. Non è possibile che nel 2023 questi ragazzi non sappiano neppure cos'è un CEOD.
La fragilità, la disabilità sono lontani 1000 miglia, il diversamente giovane, isolato, solo. Prego, dottore. Noi non abbiamo più la dimestichezza con l'ascoltare la base, i giovani. Però cosa hanno questi giovani? Il problema è che bisogna avere gli strumenti per comprenderli. Cioè noi non possiamo ascoltarli, loro parlano e non li ascoltiamo, perché tanto non comprenderemo nulla di quello che ci viene raccontato. Loro hanno dei canali di comunicazione che sono completamente diversi dai nostri. Noi dovremmo andarli a ascoltare dove loro si parlano. A scuola raccontano un'immagine proiettiva della loro realtà, ma non è quella reale. Assolutamente, ci raccontano un'altra storia. Vuole un esempio? Io in terapia ho giovani, ne ho molteplici, in crescita esponenziale negli ultimi 8-9 mesi, in cui non sanno se sono uomini o sono donne. Ma mi sembra che i messaggi che arrivano non siano dei messaggi veramente che possono togliere questa confusione a loro, anzi abbiamo visto quell'insegnante uomo, donna, che si è uccisa. Dove è andata vestita da donna? Nella scuola, perché sapeva di essere capita dai suoi ragazzi, dai suoi studenti, è là che è andata vestita e loro avevano capito, perché quando li abbiamo intervistati nessuno ha condannato questo uomo che si sentiva donna. Giacomo da Cavallino, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Giacomo. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Non posso entrare in merito alle famiglie della ragazza e del ragazzo, perché sono cose tremende. Da genitore non si dovrebbe mai vivere quelle realtà. Dico solo una cosa della giustizia. L'altro giorno io ho sentito il giornale e il telegiornale che hanno scarcerato uno per sovrappeso perché fumava troppo. Io da cittadino che noi con le tasse li manteniamo, gli dovrebbero dare meno da mangiare e farli lavorare. Inutile che li mettiamo in galera e stanno meglio che a casa. Vorrei una risposta. Delle famiglie mi spiace il cuore, non voglio parlare in merito delle due famiglie. Grazie, buongiorno. Allora Giacomo, non si è capito molto. Quello che abbiamo capito è che bisogna farli lavorare, secondo te farli faticare, e forse qualcosa si riesce a ottenere. Sentiamo come commenta il sindaco. Ma l'ho vissuto quest'estate io con mio figlio, 16 anni, il nonno ha un'attività commerciale, fa il macellaio. Ebbene, per far lavorare il nipote in bottega, non vi dico qual è stato il percorso, in regola, si intende, non ne dico qual è stato il percorso per riuscire a fargli fare questa esperienza. Ecco, qui il legislatore dovrebbe prendere atto che forse 16 anni come avvio, per esempio, del lavoro, lo dico per mio figlio, per l'esperienza che ho, forse anche un po' troppo tardi. Ma questo significa primi approcci, per esempio nel sistema duale che ha il Nord Europa da decenni nell'ambito formativo, cioè dove si studia e contemporaneamente si lavora, si approccia, dovrebbe essere anche per il nostro paese un qualche cosa di assodato, no? Di collaudato, e invece facciamo fatica, grande fatica. Permettetevi però anche un'altra riflessione che forse sta alla base. Forse abbiamo esaltato quella che è la dimensione dei diritti e poco valorizzato quella dei doveri. Io penso che forse sta qui anche in un equilibrio diverso di una sana consapevolezza. Certamente fra diritti, si parlava prima, no? di tante manifestazioni dove si esaltano, no? I principi civili, la libertà che spesso si confonde con libero arbitrio, e sui doveri si fa fatica. C'è veramente chi ne parla è un po' visto come colui che è arretrato, e ecco, questa impostazione deve cambiare, perché altrimenti io nel mio microcosmo, insomma, della Riviera del Brenta, essendo sindaco di un paese che ha un ospedale, si ha uno spaccato un po' più approfondito. Io lo confesso,
era da anni che non facevo dei trattamenti sanitari obbligatori a minori. Ebbene, negli ultimi mesi li sto facendo, e più d'uno, nei fine settimana, nelle festività, nei periodi, anche adesso nell'approssimarsi del Natale, piuttosto che del Ferragosto, insomma. Allora, c'è una bestia che non abbiamo il coraggio anche di prenderla in mano e di affrontarla con chi ci può dare appunto una mano a capirla, a leggerla, a interpretarla, a reagire, che è la solitudine, altra, la paura. Cioè, e quindi veramente c'è bisogno qui di esperienze forti, non solo di parole, abbiamo bisogno di testimoni, cioè di gente che si tira sulle maniche, no, e attraverso appunto lo stare assieme, il lavoro, esperienze qualificanti. Penso a quella che è stata la mia giovinezza, preadolescenza nella parrocchia. Ma caspita, quando parlavi di droga dicevano vieni qua, andiamo a visitare una comunità, e ti mostravano cos'era per esempio un principio di crisi d'astinenza, e tu guardavi con gli occhi sbarrati e ti chiedevi ma devo fare quella fine lì? Ecco, lo so che qui magari suscito qualche reazione diversa dalla mia, ma per me è stato utile, lo confesso. Sono d'accordo, Sindaco, con quello che dice. L'ho anche detto, ho invitato anche a fare questo, a comunicare anche tra loro, a vedere la realtà, quella vera, quella che fa male, perché è troppo comodo dire è troppo forte il messaggio, è troppo violento, non lo posso far vedere. Ma che discorsi sono? Ma se cercano la violenza questi ragazzi, se la cercano nel web la violenza, ma come io non posso fargliela vedere a scuola perché il video è troppo forte? No, troppo forte non lo capiscono. Abbiamo Antonio da Padova, naturalmente seguiti da un esperto, no? Buttati là. Antonio da Padova, vai, poi andiamo in pubblicità, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Guarda, io dico sempre, viviamo in un mondo strano, perché i giovani bisogna dargli la possibilità di aprirsi in nuove strade, non che tutti quanti andano a fare le stesse robe, tutti quanti andano a studiare, no. Con le esperienze che ho avuto io a 16-15 anni, avevo dei miei coetanei che già a 12 anni, 11 anni lavoravano, addirittura c'era uno che a 11 anni andava in salumeria, a 11 anni, e pensa che adesso è in pensione, ma è diventato un esperto in salumeria, andava addirittura anche all'estero, prendeva dei soldi, ma c'è gente che anche se non studia diventano dei capolavori per la società. Ma deve essere il giovane, bisogna dargli la possibilità di fare, perché il mondo dovrebbe essere con tante strade. Ma non l'ho capito per quale motivo che adesso impone ai giovani di studiare. Ma diciamo la verità, i giovani devono anche crescere, Dio santo, perché i giovani gli hanno da dare il valore, e poi dopo ripristinate il servizio militare, perché un giovane si sente più responsabile, perché tu quando a 16 anni, 17 anni lo chiami a fare il militare, si sente più, come si dice, più utile per la patria. Invece no, e qui dico la verità, mi sembra di essere in una foresta, in una giungla, è una giungla questa qua, tutti quanti hanno da fare, che pensa come in una gabbia c'è una pecora e fuori sono tutti i leoni. Tu cosa fai? Tu apri la pecora e i leoni sbravano sta pecora. No, tu devi dire, bisogna che insegniamo ai leoni come anticipare gli altri per ciapparsi la pecora. Questa è la società. Cioè diventa una, come si può dire, diventa non mi ricordo più. Cioè, tutti quanti per uno scopo. No. Le strade devono essere tante, dividiamo le strade in modo che i giovani vanno a destra, a sinistra, fanno qualcosa, non che tutti quanti hanno andare lì, tutti quanti lì e poi te vedi. E dico la verità, siamo a questo punto perché la società ha fallito. Per me, se siamo a quei livelli lì è perché noi anziani abbiamo fallito. Buongiorno e grazie. Grazie al nostro Antonio da Padova, andiamo in pubblicità.
Abbiamo la nostra Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. E ora Mirella, questi ragazzi, ho visto una trasmissione ieri sera, che questi ragazzi insomma parlavano tra di loro e la ragazza le dice guarda che anche per questo mese non diventi padre, stai tranquillo. Io dico siamo impazziti. Siamo impazziti, dottore, siamo impazziti. Quanti ne provano questi ragazzi e queste ragazze e poi vogliono sposarsi? E che novità ci sono dopo lo sposalizio? Non c'è più niente perché sono già stanchi di questi passaggi che fanno da giovani perché cominciano a 12-13 anni. Un ragazzo ha detto a me, guarda che se a 14 anni sono ancora vergine, sono stupide, ma mi ha detto così, guarda, sono rimasta malissimo. Ho detto, ma dove siamo arrivati? Ma per forza che dopo quando si sposano si maltrattano qua e là, perché non sono abituati di vivere con una sola persona? E questo è il discorso, perché sono abituati a cambiare e non trovano più niente ma quando si sposano. Avvocato, io la penso così, a 12 anni, 13 cominciano già ad andare con questo e con quello, e l'ultimo che se la porta a casa? Vi ringrazio. L'ultima frase, l'ultimo che se la porta a casa, se la porta a casa. Però, no, lei che si porta lui che si porta a casa, ecco l'oggetto che arriva. È l'oggetto, abbiamo detto di materialità, però è vero, questi ragazzi hanno una sessualità fluida, ha ragione la signora a dirlo, fluida vuol dire che per loro i rapporti sessuali fanno parte della normalità, non hanno nulla a che vedere con le nostre generazioni. E purtroppo se fosse solo, cioè, questo è un dramma, però se fosse solo questo sarebbe limitato. Il tema è che non fanno la differenza tra l'amore e il rapporto sessuale. Il rapporto sessuale è una cosa, l'amore è un'altra cosa e spesso tendono a sovrapporre l'atto sessuale con l'amore, come fosse un grande matriosca in cui c'è una parte, c'è un'altra e non capiscono più la differenza. Poi magari nella vita può succedere, ahimè, che si innamorano veramente. Allora a quel punto lì i drammi iniziano, perché non sono abituati a gestire questa forza immensa nella relazione umana che è stata donata all'essere umano e pensano che sia come avere i rapporti sessuali uomo-donna, ma no, è un altro mondo. La pornografia sociale applicata alla società contemporanea è una devianza inimmaginabile e io odio la complicità genitoriale in questo, perché da me in terapia i genitori sanno che cosa combinano i figli, lo sanno benissimo. Mirella, ne sono consapevoli di ciò che avviene nelle relazioni sessuali tra i figli, fin dalla tenera età. Lo possono negare per una questione di verbenismo sociale, lo possono negare, però questo si sa, ne sono consapevoli, conoscono i propri figli. Poi che vogliano vedere i figli è un'altra cosa, però conoscono bene i propri figli. Sanno benissimo chi sono. Sanno benissimo. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buongiorno. Ieri sera ho ascoltato un registrato di una telefonata di Giulia a un'amica dove diceva che non sopportava più Filippo come che si comportava con ella. Già questa telefonata secondo me vuol dire che praticamente gli mancava di rispetto, quello che hai detto prima a te che non c'è rispetto, vuol dire che proprio le mancava, per dire di non sopportarlo vuol dire che mancava, secondo me, che mancava di rispetto. Dopodiché non ho capito bene perché questi giorni non ho opportunità di leggere i giornali, però capisco anche la sorella di Giulia che se la prende un po', giustamente secondo me un po' con tutti, si parla di patriarcato, di violenza che fa questo patriarcato
E questi giorni che abbiamo visto, adesso purtroppo sono giorni che per la giovane età della vittima, se Giulia, per ogni giorni scorsi, ad esempio, che abbiamo visto continui attacchi alle donne dai soliti politici che adesso non per nominare sempre il solito, comunque Grillo, qua Giulia Buongiorno, poi il nome non c'entra niente, però è sempre una donna che difende una donna. Salvini con un giudice che ha praticamente i ricongiungimenti familiari, è una donna, ha fatto anche so con lei i maschi, ma nessuno si sta colpito come sta donna qua. Bisogna parlare giorni su giorni telegiornali. Cioè, è proprio per me è anche mancanza di rispetto, ecco, anche quella, perché si apprende sempre con una donna che anche riesce nel suo lavoro, nei suoi studi che ha fatto, negli studi che sono stati fatti da sta donna, perché ha sempre da prendersi così, ecco, termino qua perché è difficile insomma capire tutto, però le cose che si ripete ogni giorno. Grazie, ciao Mirella. Grazie a te Paola. Prima di commentare la telefonata di Paola andiamo a vedere invece anche i bravi ragazzi, che ce ne sono. Andiamo proprio a Dolo, ragazzi salvano anziano. Andiamo a vedere, a sentire e poi commentiamo col sindaco Naletto. Se non fosse stato per Marco e Nicolò, un anziano settantenne che giovedì è caduto nel naviglio del Brent a Dolo, zona Squero, forse oggi non potrebbe raccontarlo. I due ragazzi di 16 e 17 anni stavano aspettando l'autobus che li avrebbe riportati a casa dopo la scuola, quando poco dopo le 13 è avvenuto il fatto. Abbiamo notato subito questo signore che era davanti alla fermata che controllava gli orari e lo vedevamo che non era tanto in buona salute. Ci siamo girati dall'altra parte, praticamente ne stavamo parlando così e l'abbiamo visto che si stava tuffando dentro in acqua e l'abbiamo visto a testa in giù dentro al fiume. Abbiamo deciso subito di reagire, anche perché i nostri coetanei praticamente non davano segni comunque che volevano aiutarlo, e allora noi ci siamo tolti la cartella e comunque le scarpe e la maglietta e siamo entrati dentro per aiutarlo. E abbiamo cercato di tirarlo su per le gambe girandolo, perché aveva appunto la testa rivolta verso il basso e temevamo un annegamento, e l'abbiamo girato e abbiamo cercato di spingerlo verso riva per i piedi, e dopo un signore ci ha dato una mano a tirarlo su, un operaio penso, che è arrivato di corsa dandoci una mano e insomma siamo riusciti a portarlo a riva. Mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi, infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Solo grazie a Marco e Nicolò, che non hanno esitato un attimo a tuffarsi, ma che loro malgrado si sono dovuti scontrare in quei momenti concitati con l'indifferenza della gente. Ci siamo fiondati subito in acqua appunto perché non vedevamo un'iniziativa da parte di nessuno. Una forte indifferenza verso l'età adulta, quindi dall'esempio che dovrebbero darci più o meno i nostri genitori, perché l'età era quella, ci davano un esempio che era del tutto sbagliato e che comunque andava contro ai principi morali di una persona. Non è stato soltanto merito nostro e non vogliamo essere i protagonisti di questa cosa, ma ci sono state anche altre persone che ci hanno aiutato. Di certo sono stati molti che sono rimasti a guardare, ma io ringraziamo tutte le persone che comunque sono venute là ad aiutarci. E per il loro coraggio Marco e Nicolò, che praticano anche pugilato con la box Riviera del Brenta, saranno premiati dal sindaco di Dolo. Allora, intanto complimenti a questi ragazzi meravigliosi. Ecco, questi sono gli esempi positivi che la Mirella vi fa vedere, perché non è tutto marcio, non è tutto squallido. Attenzione, c'è una realtà che è bellissima dei nostri giovani che si danno anche da fare. Prego, sindaco, complimenti.
Ma è stata veramente una gioia poterli ospitare poi in consiglio comunale, questa volta con un encomio, no? E non loro due, ma alcuni amici che frequentano la box Riviera del Brenta. Sono quei ragazzi che spesso i cittadini mi chiedono di mandare lì i carabinieri piuttosto che i vigili perché si ritrovano, magari fanno qualche schiamazzo, magari si urtano. I famosi borderline, sindaco, i famosi borderline. Brava, cioè, però, come dire, comunicano fra loro, capite? E magari capita anche la scazzottata, però per questioni che sono di decidere. Ecco, qui l'indecisione generalizzata crea uno smarrimento che è diffuso nei nostri giovani, per cui noi abbiamo invece molti che attraverso anche lo sport, in questo caso uno sport anche duro, crudo, però ricco di regole, di principi, di valori, cioè c'è una scala delle priorità dove oggi, caspita, vale di più un albero che una persona, diciamocelo, no? Che abbiamo perso forse anche un ordine dei fondamentali di cui si parlava prima. Allora, se anche la politica, anziché esaltare la comunicazione, l'essere avanti ad ogni costo con più like l'uno dell'altro, eccetera, dire le cose prima e magari per andare in prima pagina, no? Contrapporsi a qualche uscita, a chi giova? Cioè, è questo il valore politico oggi di un'esperienza amministrativa, anche come sindaco? Noi, non solo per questi due giovani, ma ogni qualvolta c'è un buon esempio, lo convochiamo in consiglio comunale e lo facciamo fattore comune all'intera comunità. Sindaco, mi promette che viene ospite in presenza con questi due ragazzi, perché io voglio anche ascoltare i ragazzi. Me lo promette, sindaco, che me li porterà magari un sabato, un giorno che sono liberi, che lei è libero? Ecco, perché dobbiamo anche ascoltare anche le parole di questi ragazzi, riascoltarle, perché sono messaggi che servono a mio avviso, sindaco. La faccio richiamare, ci mettiamo d'accordo, sindaco? Veramente, grazie. A Mirella non posso dire di no. Grazie, gentilissimo sindaco Nalletto. Parole molto importanti, esempi veramente meravigliosi. Prego, dottor Casteller. Quello che ha detto il sindaco relativo allo sport è essenziale. Questi sono degli sport che si presentano magari come degli sport duri che al di più sembrano aggressivi. Io ho giocato a rugby fino a quasi 25 anni, molto in alto, e posso assicurarvi come nel pugilato, mio figlio pratica pugilato, lo pratica all'interno di una scuola cattolica che lui frequenta, e i principi fondamentali della vita sono essenziali, e in quell'ambiente lì, attenzione, che può sembrare molto duro, non c'è un piano B, mi spiego. L'assunzione della responsabilità, il giocare in squadra, il contatto forte come è nel rugby che ho praticato per anni, porta il rispetto totale della persona umana, perché nel momento in cui tu non rispetti quella persona, in campo il rispetto avviene immediatamente e tu lo impari nella vita. E quindi è una scuola di pensiero e di vita che è unica, è essenziale. La prima cosa che ti insegnano è controllare te stesso, la tua aggressività, e metterla a disposizione degli altri. Però, dottor Casteller, mi scusi, ma se noi abbiamo le scuole che fanno 2 ore di sport adesso, per fortuna che ne ho aggiunto una perché era solo un'ora, e iniziamo a farlo magari dalle fine elementari, vogliamo capire che forse dobbiamo iniziare dall'asilo a far capire a questi bambini l'importanza di muoversi, l'importanza di stare assieme, l'importanza delle regole, perché a 15 a 16 anni non li recuperi più, è difficilissimo. No, io ho sentito, sono stata nelle scuole che mi hanno invitato e delle ragazze e dei ragazzi mi hanno detto che lo sport non gli interessa, oppure io lo facevo, non lo faccio più perché ho troppo da fare. Ma come troppo da fare? Cosa devi fare? Poi ho detto, poi vi trovo sugli alberi col telefonino appoggiati su un lampione che fate. Cos'è? Ho troppo da fare. Cos'è questo troppo da fare che la noia prevale sovrana? Prego. Mirella, il troppo da fare per loro è stare in rete, stare connessi attraverso i social, e che sa, fare sport come è una dimensione umana, cioè ti misuri con te stesso.
E tante volte misurarsi con se stesso viene delegato a lo faccio più avanti, lo faccio più avanti. Beh, l'essere umano sviluppa la propria manualità apicale al massimo a 13-14 anni, non di più. Il problema della riforma, ad esempio, delle scuole superiori con le professionali è uno dei temi forti. Tu non insegni la manualità a 17 anni, a 18 anni a un soggetto, è troppo tardi, perché gli schemi mentali sono già chiusi in temi di manualità. Sviluppi processi cognitivi ulteriori, ma non la manualità. E lo sport ti dà un equilibrio tra il corpo e la mente. Lo dicevano gli antichi greci, non lo diciamo noi. È che noi abbiamo dimenticato, Mirella, i fondamentali, che i fondamentali è guardiamoci negli occhi e parliamoci. Prima diceva un spettatore lo psicologo. Io sono uno di quelli che, pur facendolo di professione, mio padre voleva che facessi l'ingegnere in meccanica, probabilmente ho fatto una scelta di vita un po' diversa. Non sono così convinto che oggi le famiglie riescano, viste le sfide che hanno davanti, riescano a educare i figli da sole. Perché una volta, e lo diceva bene il sindaco, avevo l'oratorio. Io stesso sono cresciuto in quell'ambiente lì. Oggi c'è mancanza di tutta una rete collaterale e questi genitori da soli non crescono. E sa qual è la rete che sta facendo crescere i genitori, li sta educando? La rete, i social. Wanda da Marghera, poi andiamo in pubblicità. Ciao Wanda. Ascolta, mi voglio dire 4 parole solo. Che il figlio che ha copato è creatura. Ti mi senti? Sì, Wanda, vai. Sì, che il figlio che ha copato è creatura. Non ha il diritto di essere visitato da un psicologo, tutti gli uomini o tutte le donne che copano un'altra persona. Non ha da passare verso i medici, ha da cambiare tutto. Non fare più neanche il processo agli uomini che copano queste donne. Dargli subito l'ergastolo. Basta? Wanda si sta via. Infatti l'ho detto anch'io ieri. No, qua. Vai Wanda. Sì. Grazie Wanda, l'ho detto anch'io che la prego. certezza della pena dopo un efferato delitto come questo femminicidi, ecco, questi che tolgono la vita a queste persone che non ritorneranno più perché non ne hanno un'altra, è finita, ma è finita anche per le famiglie. Pensate, ecco, il dolore di queste famiglie, soprattutto questa certezza della pena che deve essere l'ergastolo, ma come tu togli la vita, cosa ti faccio? Lo sconto di pena, ecco, è un atto compulsivo, ma ci rendiamo conto, dottore, che invece le persone vogliono giustizia. Come fai a non dare giustizia a quel genitore, a quella famiglia? Mi permetto un attimo, lei ha perfettamente ragione, però io sono psicologo, psicoterapeuta e faccio clinica. A me di Filippo Turetta interessa come caso singolo, è drammatico, l'ergastolo, non ergastolo, 25 anni, benissimo. Però clinicamente a me interessa sapere perché quella mente è arrivata a fare quell'azione lì. Sapete per quale motivo? Perché vorrei evitare che altri percorrono le stesse strade. Ma lo può fare anche se è dentro il carcere, no? Assolutamente sì, però sa qual è il tema? Il tema non è condannare Filippo Turetta, che sarà la giustizia a farlo e sarà devastante la condanna indubbiamente, si cercheranno le attenuanti ma non ci saranno. Il problema è perché la società oggi crea queste persone. Perché la società? Perché tutti quelli che oggi ci stanno guardando fanno parte, come il sottoscritto, di una società che ha dato vita a questi soggetti, sono in crescita esponenziale. Per quale motivo succede questo? Va bene, ok, ci sarà Filippo Turetta, ci sarà Giuseppe, ci sarà Antonio, fra un po' ce ne saranno magari altri 10-15, sì, li condanniamo tutti ergastolo. Bene, abbiamo risolto il problema? No. Perché la società crea questi mostri oggi? Ma allora in alternativa cosa facciamo? Ce li troviamo ancora per strada? No, dobbiamo assolutamente capire per tempo i segnali. Dobbiamo evitare la società dell'omertà. Dobbiamo smettere di dire che se un soggetto va dallo psicologo fa una cosa strana, va a parlare con una persona che non serve. Va benissimo. In passato c'erano le parrocchie, c'erano i sacerdoti, ci sono tutt'oggi. Andate a parlare con chi volete, l'importante è che parliate. Perché se non parlate, questo è quello che sta succedendo nella società. E ripeto, più cresce probabilmente il controllo, il ruolo, l'importanza, perché le donne hanno più capacità,
più la forma castrativa sociale dell'uomo si svilupperà in aggressività. Io però, dottor Casteller, continuo a dire, sono convinta di quello che dico, che voglio quello che dice lei, ma voglio anche che questi che commettono questi femminicidi efferati o qualsiasi omicidio efferato vadano in galera per tutta la vita, punto. Studiatevi dentro la galera, ma non metteteci ancora in circolazione, perché abbiamo visto che possono riprovare, tanto è vero che il giudice ha scritto che Filippo è pericoloso, socialmente pericoloso per altri. Detto questo, ringrazio il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, ringrazio anche il sindaco Gianluigi Naletto, che aspetto in presenza, sindaco di Dolo, con queste meraviglie di ragazzi che abbiamo, ce ne sono tantissimi. Come ci saluta, sindaco? Saluto con un augurio veramente di cuore di una buona vita a tutti, ma che sia buona, secondo quello che ci siamo detti fino ad oggi. Grazie, grazie sindaco Gianluigi Naletto, sindaco di Dolo, grazie ancora a Casteller. Pubblicità. Chi siete voi? Siamo del Banco Alimentare. E che cosa fate? Il sostegno e l'aiuto a chi ha bisogno attraverso il recupero delle derrate alimentari e la sollecitazione alla condivisione attraverso, negli ultimi 25 anni, la donazione di un pezzetto di spesa per chi è più in difficoltà. E vi presento subito i graditi ospiti. Adesso stacchiamo la spina, perché meritate di sapere cosa è successo con questa colletta alimentare, cosa è stato raccolto, perché voi siete stati i protagonisti, voi avete donato e dobbiamo sempre dirvi grazie, grazie, grazie. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo in presenza Ivo Bonotto, volontario nella giornata della colletta alimentare. Grazie Ivo di essere qui. A tutti. Saluto anche Roberto Santomaso, presidente Emporio Solidale Beato Erico di Treviso. Grazie Presidente anche a lei di essere presente questa mattina, e saluto anche Domenico Telesca, referente colletta alimentare di Treviso. Grazie anche a te Domenico di essere qui con noi. Allora io partirei proprio, dopo aver visto questo video, dai numeri. Telesca, se hai dei numeri da darci, ci eravamo lasciati che non avevamo i numeri, eri un po' perplesso sulle quantità, avevi paura che fossero inferiori all'anno scorso. Cosa ci racconti, com'è stata questa raccolta, questa colletta alimentare? Allora, cara Mirella, intanto saluto tutti i telespettatori. Devo dire la verità, sono rimasto veramente piacevolmente stupito a fine giornata, perché ho constatato invece che la generosità è rimasta invariata. Siamo riusciti ad eguagliare quelli che sono i numeri dell'anno scorso, e devo dire che è una considerazione importante, perché anche l'anno scorso avevamo detto che l'inflazione, la crisi economica poteva magari intaccare la generosità, e invece no, la gente si è dimostrata ancora una volta molto molto generosa, per cui anche quest'anno siamo riusciti a fare 116 tonnellate solo in provincia di Treviso, ma i numeri sono impressionanti in tutte le province. Io ho i numeri sia del Veneto che del Friuli. In Veneto 580 tonnellate, anche più di 580 tonnellate, in Friuli 458 tonnellate. Devo dire che è un bel risultato. Grazie, grazie per questi numeri, perché fino adesso davamo i numeri per altre cose ma stavamo diventando matti. Questi invece sono numeri certi, reali, su quello veramente che la comunità, ecco io userei questa parola Ivo, la comunità ci ha abbracciato regalando, dando queste derrate alimentari, comprandole, ecco, facendo veramente squadra. Siamo riusciti a fare squadra con la società civile, questo è bellissimo. È una cosa Prego, stupenda. Io sono rimasto piacevolmente colpito, specialmente dalle persone che venivano a donare il cibo con un sorriso. Specialmente sono rimasto colpito e piacevolmente colpito da le persone anziane, magari, che fanno spesso fatica a arrivare a fine mese, però un pacco di pasta,
dei pelati di pomodoro, sempre con il pensiero anche che non ci siamo solo noi, ma c'è qualcuno che sta ancora peggio di noi. E quindi questa è stata una cosa che veramente mi ha fatto piacevolmente colpire nel mio essere, dentro di me, insomma. Guardate Ivo Bonotto, questo giovane uomo, guardate questi occhi limpidi, questa voglia di aiutare che si esprime anche dallo sguardo, questa voglia di fare volontariato, di aiutare, di supportare anche quei giovani. Abbiamo visto prima questo video meraviglioso di questi ragazzi che si sono tuffati per salvare l'anziano, perché noi dobbiamo parlare anche di questi giovani. Ma adesso devo dare la parola. Che piacere risentirti, ma tu pensa che ieri ti ho pensato, Italo Guglielmo, guarda che è vero, ho detto Madonna quanto che è Italo che non lo sento. Ciao Italo Guglielmo, sono proprio contenta che hai chiamato, ciao. Pronto? No, non dirmi che è caduta la linea. Beh, ma lo riprendiamo, sì, perché assolutamente sì. Allora, quello che volevo sentire, Presidente Santomaso, è che c'è poca partecipazione dei ragazzi. Addirittura, poi sentiremo, ho intervistato queste ragazzine scout che erano con Ivo Bonotto e mi hanno detto una cosa che mi ha un po' lasciato perplessa. Noi ci siamo, ma mancavano i maschietti. Avevano detto di sì e poi non si sono presentati. Com'è la storia? Questi giovani che mancano nel mondo del volontariato, tutte le associazioni che ho chiedono, veramente supplicano di avere dei giovani a fare volontariato. Prego Presidente. Ed è un piacere averla ospite anche, grazie. Voce, Presidente. Bisogna aprire il microfono, Presidente. No, niente. Allora torniamo da Ivo. Come hai letto tu questa frase che abbiamo sentito perché eravamo assieme? Sì. Mancano i ragazzi. Allora, sicuramente discutendone anche con i ragazzi stessi, forse bisogna essere un po' più spronanti anche verso i ragazzi, cercare di coinvolgerli maggiormente, cercando di far capire anche la particolarità della giornata, specialmente della colletta alimentare, ma nel volontariato in genere, cercare di far capire quello che loro possono fare è una cosa che può aiutare qualcun altro e il sorriso di qualcuno ti riempie di una forza che ti fa fare volontariato ancora di più di prima e ancora meglio di prima. È uno sprono, però bisogna partire e questo è sicuramente un punto dolente, nel senso che bisogna cercare di riuscire a coinvolgere i ragazzi meglio. Da dove partiresti, Ivo, secondo te? Perché hanno detto non sempre a scuola, bisogna andare a trovarli dove si trovano. Sì. Come commenti questa frase del dottor Castellari? Bisogna cercare di riuscire a entrare un po' anche nelle loro attività, cercare un po' di entrare nelle loro aree dove si sentono nella loro comfort line, cercare un po' di coinvolgerli piano piano, perché se fai di forza non si riesce a... creano quasi una barriera. Non deve essere un obbligo, devi fargli capire l'importanza di fare questi gesti. È l'esperienza che poi li matura, secondo me. Ecco, questa è stata la mia esperienza personale. No, è molto importante. Sentiamo allora se siamo collegati con il Presidente Santomaso. Presidente, è collegato con noi adesso, ecco, come mai pochi giovani nel mondo del volontariato? Io gliel'ho chiesto, dicono che non ci conoscono. Siamo 6.000 associazioni, ma se non ci conoscono i giovani è un bel problema, Prego. In effetti la media come età dei volontari che abbiamo anche noi è una media alta e abbiamo solo qualche giovane volontario, ma proprio numeri esigui, che vengono, soprattutto sono degli scout che hanno come programma annuale quello di svolgere un servizio di volontariato. Però sono persone che le hai un anno e poi l'anno successivo non tornano più, ma non perché non siano rimasti sorpresi o soddisfatti del servizio fatto, ma perché dicono ho fatto questo servizio, adesso toccherà quello dopo di me a farlo. Quindi è una situazione effettivamente che vede pochi giovani avvicinarsi al servizio di volontariato.
Presidente, ma non è che forse dobbiamo andarli a prendere per mano questi giovani, come diceva Ivo Bonotto, e accompagnarli proprio a diventare loro i protagonisti, ecco, a intrigarli proprio su quello che loro vorrebbero fare, perché siamo tantissime associazioni, ma non è possibile che noi non abbiamo i giovani. Treviso in particolare, sì, ci sono le Caritas nella Chiesa, ma poi si chiude il cerchio. Sì, abbiamo l'EMPA, per carità, ma si chiude il cerchio. E tutte le altre associazioni, come mai non riusciamo a intrigarli? Ecco, chiedo anche a Telesca. Telesca, come la vedi tu questa storia che abbiamo sentito anche durante questa raccolta che abbiamo fatto con Ivo Bonotto? Prego. Ma io credo che in qualche modo, quando ho sentito prima che ci sono alcuni ragazzi che magari si coinvolgono un anno e poi l'anno successivo invece non riescono a coinvolgersi, è un po' legato al fatto che il coinvolgimento è per gruppi di età. E spesso poi, quando magari termina il periodo della scuola, si comincia magari l'università, oppure magari ancora più grandi si comincia a lavorare, gli impegni quotidiani prendono il sopravvento. Se da un lato questo è vero, dall'altro però devo constatare che dove siamo riusciti a coinvolgere dei gruppi di ragazzi, l'entusiasmo è come dire, la percezione della bellezza di questo gesto ha lasciato il segno. Guardiamo anche le immagini, Domenico, Telesca, vediamo questa immagine della colletta alimentare dove c'ero anch'io, che sono venuta anche a capire, a parlare con questi ragazzi e cercare di migliorare per il prossimo anno, se è possibile, perché ormai siamo a fine. Ecco, soprattutto Ivo, quello che traspare è la pigrizia. Ecco, io ho paura che sono diventati troppo pigri, non che non vogliono, ma comporta impegno, comporta sacrificio, cioè sono pigri, specialmente i maschietti, o sbaglio Ivo? Ecco, intanto vediamo le immagini che abbiamo girato. Che può essere sì un fattore la pigrizia, ma non credo che i giovani siano pigri. Perché si lanciano sempre accuse sui giovani pigri. Io credo che i giovani devono essere accompagnati, perché nessuno nasce maestro, si dice, no? Quindi se nessuno ti dà l'esempio, cioè, è ovvio che il giovane è anche portato a... Cioè, se il genitore è col cellulare tutto il giorno, il figlio cosa può imparare da questo genitore? Mettiamola così. Però abbiamo sentito la sorella che aveva cercato certo, di diciamo coinvolgere anche il fratello, lui gli ha detto di sì, dopo ciao, perché gli amici non partecipavano. Deve esserci, ecco, un gioco anche di squadra. Certamente, esatto, oltre alla situazione un po' che vive il ragazzo, deve esserci anche comunque un gioco di squadra e appunto speravo che coinvolgendo una parte del gruppo arrivasse tutto il gruppo, ma insomma si parte sempre da qualcosa. Un passetto alla volta, certo, non si può avere. Allora sentiamo anche cosa ha dichiarato Agnese, che è questa volontaria della colletta alimentare che c'era a Roncade. Andiamo a sentire. Come ti chiami? Agnese. Cosa ti ha spinto a venire oggi a fare la volontaria nella colletta alimentare? Sicuramente perché è una bellissima esperienza, ho voluto metterlo in pratica sulla mia persona e ho sempre invidiato le persone che facevano questa cosa, questo volontariato, e ho detto perché non mettermi alla prova, e spero che questa cosa la facciano anche molti miei coetanei, perché è sicuramente una bella esperienza che ti riempie il cuore. Un'esperienza da ripetere allora? Sicuramente. Un'esperienza da ripetere. Cosa ne pensa Presidente Santomaso? Cominciamo a fare squadre, andarli a prendere sti ragazzi e vedere se li intrighiamo in maniera diversa da come li abbiamo intrigati fino adesso, con la solita comparsa nelle scuole, leggendo la letterina, noi siamo questo, facciamo questo, che non gliene può fregare di meno perché vogliono essere loro i protagonisti. Prego Presidente. No, hai ragione Mirella, che abbiamo, diciamo così, non abbiamo la capacità o la forza o la disponibilità di tempo per uscire da quello che sono le nostre associazioni. Però io dico, non può essere per questo caso il presidente o tu come presidente della tua associazione a muoversi in forma singola, nel senso che c'è bisogno che ci siano
altri attori, per esempio a livello di parrocchie, a livello di scuole, a livello di altre iniziative che possono fare i giovani o attraverso i social, fargli capire che il servizio di volontariato è qualcosa che arricchisce la persona, non dà solo un discorso che ti impegna in termini di tempo, sì è vero, ma ti arricchisce molto, e soprattutto se sei giovane, io sono convinto che quelle persone, quei ragazzi che sono venuti da noi, se le ricorderanno quei mesi che hanno fatto, perché hanno visto uno spaccato di povertà che probabilmente loro non conoscevano. Allora andiamo a vedere anche questa intervista, Gianni Pivato, Emporio Solidale, Beato Erico di Treviso, e poi lo commentiamo, andiamo a sentire. Oggi siamo a Venezia, che c'è questa riunione di tutti gli empori del Veneto. Partecipiamo anche noi, siamo stati tra i primi a Treviso ad aprire l'Emporio. L'Emporio ha 170-180 nuclei familiari con quasi 500 persone, utenti. E niente, distribuiamo sia quello che ci dà il Banco Alimentare di Verona, sia quello che prendiamo dai supermercati di Treviso e anche del mercato ortofrutticolo. Allora, Presidente Santomaso, quello che preoccupa è che non è che non ci siamo, è che questa burocrazia sta uccidendo molti del mondo del volontariato, non riescono a stare a galla, troppa burocrazia, costi impossibili, volontari di una certa età. Cosa ci può dire dal suo punto di vista, Presidente? Mirella, proprio recentemente ho avuto a livello nazionale un incontro per, diciamo così, riferire della criticità che c'è nelle nostre associazioni riguardo il discorso della burocrazia. Noi svolgiamo questa attività per dare la nostra mission, è quella di dare un servizio alle persone in difficoltà. Non possiamo noi sostituirci a quelli che sono gli organi amministrativi o comunali o regionali o nazionali. Ci stanno dando delle incombenze dove più di qualche associazione a questo punto rinuncia di proseguire o di avere dei beni alimentari o dal Banco Alimentare o dalla GEA, cioè prodotti comunitari, perché le incombenze che ci vengono date sono incombenze ogni giorno sempre più impegnative e non fa parte della nostra, ripeto, mission, che è quella di seguire non solo come distribuzione ma anche e soprattutto come ascolto le persone che sono in difficoltà. Sentiamo cosa ne pensa Ivo Bonotto. Ecco, anche la burocrazia lontana, ecco, stanno chiudendo veramente o hanno già chiuso diversi centri di aiuto che veramente non dovevano essere persi, perché sono sempre di quelli di prima linea, quelli che hanno dato tanto, diciamo, di persone che dovremmo rispettare, e invece non ce la fanno, non possono farcela. Sicuramente la burocrazia non aiuta molto le associazioni del volontariato. Credo anche che specialmente quando un'associazione si trova con pochi soci anche magari può gestire meno la burocrazia, perché o fa il volontariato o fa attività d'ufficio, perché per gestire tutte le carte insomma ci vuole anche competenza, ormai bisogna arrivare a questi livelli, quindi forse anche la poca numerosità dei volontari porta anche all'abbandono del volontariato, perché uno si sente un po' sopraffatto da tutte queste cose da fare. Qui è un po' l'obiettivo nostro è cercare di trovare nuove persone competenti anche con voglia di fare, che si mettano a disposizione del prossimo nel volontariato. Ecco, si parte dall'aiuto, quindi i ragazzi che possono dare una mano, in modo tale che io, che ho magari più competenze sull'ambito delle cose che sono necessarie da compilare, le carte, insomma, ecco, posso dedicarmi a quello in modo tale da avere anche un ricambio, ecco, poco alla volta, però non è proprio così semplice parlare. Ecco. Sentiamo anche Telesca che di carte se ne intende, sta burocrazia che ci sta veramente uccidendo. Ieri abbiamo fatto i carichi anche al Banco Alimentare, una cosa sconvolgente. Telesca, ascolta, tu che vai su questi tavoli importanti, digli che forse da cambiare
veramente registro nella maniera più sbagliata che ci possa essere. Non possiamo continuare così, Tedesca, ed andare fuori di testa, ma dove cioè, vorrei capire dove vogliono andare a parare. Forse la multinazionale del volontariato, Tedesca, col re sopra e la regina, perché mi viene questo dubbio e non ce l'ho solo io. No, Prego, Tedesca. Questo credo che non sia, come dire, non ci sia una vera e propria volontà di creare chissà quale burocrazia. È sicuramente un problema legato anche alla necessità di assicurare che chi fa volontariato lo faccia in maniera corretta. Mi rendo conto che alle volte questo comporta delle gravi difficoltà per chi è piccolo o per chi ha pochi volontari. Però ecco, come Banco Alimentare abbiamo sempre cercato di, da una parte, di aiutare chi è in difficoltà a livello tecnico, dall'altro però dobbiamo seguire determinate regole. Io mi auguro che si semplifichi sempre di più, perché è vero che la cosa fondamentale è guardare il povero, per cui tutto quello che può essere di aiuto, perché siamo anche una realtà che fa sussidiarietà rispetto alle difficoltà che sul territorio si trovano, e le associazioni sono il segno evidente di un'attenzione che dobbiamo avere perché non vengano meno, perché chi ha bisogno rimane. Le associazioni sono il primo punto in cui si chiede un aiuto. Da un lato dico che questa burocrazia potrebbe, come dici tu, essere un po' semplificata. Dall'altro c'è bisogno anche di fare rete, per cui se anche le associazioni in qualche modo riescono insieme a darsi una mano, può essere una strada, non lo so, la butto lì. No, ma hai fatto bene, però la mia domanda è anche questa, visto che la povertà aumenterà nel 2024, perché non ci sono dubbi, tanto è vero che anche nel 2023 sono aumentati i banchi alimentari. Io volevo anche chiederti una cosa, ma non è il caso di coinvolgere di più le aziende, le grosse industrie nel donare? Perché mi diceva il Banco di Verona che arriva pochissimo ormai rispetto a una volta. Una volta arrivavano veramente dei camion stracolmi di roba, adesso non arriva più niente. Questo mercoledì non mi è arrivato neanche il latte, non hanno neanche il latte. Cioè c'è qualcosa che non torna nei conti. È diventato un business anche la solidarietà, dove anche i supermercati prima regalavano, adesso fanno 3x2, 4x8, ecco, e noi non riusciamo più ad avere quel bene prezioso che sono le derrate alimentari, e continuiamo a buttare via tonnellate di carne, di formaggi, di tutto ogni giorno. Prego, Tedesca, fallo presente questo, perché io veramente i numeri non mi tornano. Beh, anche in questo caso le aziende effettivamente in qualche maniera migliorano anche un po' le loro prestazioni, per cui cercano di fare anche meno spreco. Questo da un lato è un bene, dall'altro per quanto riguarda magari il Banco Alimentare, quelle che sono le realtà che prima aiutavano il banco adesso magari sono venute un po' meno. Anche su questo bisogna fare bisogna attuare un impegno più puntuale, magari anche le aziende che sul territorio ci sono, se ci ascoltano, sanno che c'è il Banco Alimentare. Perché andremo anche a bussare, perché assolutamente certo. Non è possibile che ci sia questo spreco di merce, perché quando andiamo nei supermercati, ma volete spiegarmi dove va a finire tutta questa merce? Ma dovete, Tedesca, io voglio sapere dove va a finire tutta la merce. Non mi tornano i conti, qualcuno deve fare trasparenza, perché se pretendono la trasparenza la facciamo solo noi e su di noi, si sbagliano di grosso, perché io lo dirò tutte le mattine, io voglio la trasparenza anche su quello che viene buttato, perché non è più, diciamo, possibile metterlo nel circuito normale. Non mi tornano i conti. Sentiamo Marianna da Camisano Vicentino, poi continuiamo. Vai Marianna. Saluti a voi e buongiorno Mirella. Buongiorno. Mi dona curiosi, parlo dialetto, scusatemi, vecchia e dialettale. Volevo avere una risposta, però possibilmente anche concreta, di questi fruitori del volontariato, spesa come a sua.
Quanti stranieri che sei? Perché per me è un pallino, perché fin tanto chi ne sbandiera i 5.600.000 poveri, poi si dimentica di definire il discorso dicendo che 3/4 arriva qui balconi, scusami, non sarà mica tutti italiani. Ecco, insomma, mi dà fastidio ste robe, mi dà fastidio, ecco. Grazie alla nostra Marianna, che ho riconosciuto, che non dirò mai abbastanza grazie, che mi ha permesso anche lei con tanti altri a fare questa gita importantissima con queste 2 motonavi. Ho capito chi sei, un abbraccio grande da tutti noi, ti abbiamo anche ringraziato anche durante questo viaggio, però giustamente dice io vorrei, ecco, la trasparenza dei numeri. Allora sentiamo come risponde il nostro Roberto Santomaso. Santomaso, come rispondiamo alla nostra Marianna da Camisano Vicentino? Allora, io faccio una premessa: noi svolgiamo un servizio a favore dei poveri e quando arrivano queste persone, ovviamente segnalate o dai centri di ascolto o dai servizi sociali, noi non gli chiediamo né appartenenza politica né appartenenza religiosa, né tantomeno da dove provengono, o meglio, nel caso nostro noi abbiamo circa il 60%, 65% di persone extracomunitarie, ma non per questo noi trattiamo diversamente queste persone dagli italiani, perché per noi le porte sono aperte. È chiaro che se si fanno avanti loro e non si fanno avanti viceversa e quelli che, e sappiamo che ce ne sono al di fuori di questo circuito, persone in difficoltà, però noi diamo, cioè il nostro servizio è di aiutare i poveri, di qualunque colore siano. Sentiamo anche Ivo Bonotto come commenta la telefonata di Marianna. Ma certamente credo che come volontario io sinceramente, se una persona equivale alla stessa cosa, se una persona che non è italiana mi dà del cibo o una persona italiana mi dà del cibo, io il cibo lo metto nello scatolone, non è che restituisco il cibo o se mi dà delle giustificazioni io ringrazio e metto il cibo nello scatolone. E credo che comunque sia un po' l'obiettivo di tutti i volontari, insomma, aiutare chi ha fame. Se uno ha fame gli do il cibo. Sentiamo anche, no, prima di Telesca sentiamo Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Allora io quando c'è il banco alimentare faccio un 10-15 euro di spesa, il caffè, quelle cose che magari uno non ci pensa solo che ci sia il latte, invece no, e la pasta, invece c'è il caffè, ci sono altre cose che magari una famiglia si vuol consumare. Brava. Però io ho chiesto proprio al direttore dove vado io, al Despar, qui in centro a Padova, che è un bel supermercato, l'hanno rinnovato, ho chiesto, ma scusa, tutta la roba che avanza qui, la carne, i formaggi come dici te, perché, o magari le cose già pronte del banco, e mi ha detto abbiamo l'ordine dalla direzione, non possiamo comprarlo neanche noi perché sarebbe, adesso non so, la prassi interna amministrativa. E ho detto ma è un peccato, perché ha detto c'è un problema. Allora, chi è allergico al lattosio, chi è allergico a questo, chi è allergico, cioè diventerebbe un lavoro veramente grosso scrivere tutto, perché effettivamente c'è anche questo discorso, perché con tutte queste allergie che ci sono in giro, poi io credo, Mirella, penso che la burocrazia, ma io penso che fra 10 anni siamo ancora qua che ne parliamo, e ti spiego anche perché. L'ho provato sulla pelle di mia mamma quando era in casa di riposo. Allora, l'INPS aveva dato via libera che mia mamma era allettata. Un primario sempre di un ospedale che abbiamo pagato per visitarla aveva dato via libera. Mi è arrivata la lettera? No. Cosa è successo? Ho dovuto andare all'INPS, mi hanno indicato di andare alla CGIL, cioè il loro patronato, ho dovuto stare mezza giornata a fare la fila,
prendere l'avvocato che non mi è costato, però tu immagina che una settimana, Mirella, 4 giorni io li ho spesi per andare su e giù. E poi il contributo in base alla pensione di mia mamma, perché chi ha allattato paga una cifra un po' più alta, mi è arrivato dopo 6 mesi addebitato sul conto corrente di mia mamma. Allora, io dico, siccome devono lavorare tutti, ecco, questa è la realtà, deve lavorare il sindacato, deve lavorare l'impiegato, deve lavorare, cioè devono lavorare tutti, e chi è che ci rimette? Il cittadino, perché è tutto un giro, purtroppo è così. Allora, la burocrazia ci vorrebbe poco eliminarla, Mirella, lo sai anche te, però i poteri alti, parliamo di Roma perché a questo punto noi dipendiamo da Roma in tutto quello che ci dicono di fare, e chi è che ci rimette? Il solito cittadino, ci rimette il povero, perché e poi mi chiedo un'altra cosa, qui al 18 c'è stato il banco alimentare giorni fa, allora perché un giorno solo ogni tanto? Ma perché non si fa una volta al mese? Scusa Mirella, una volta su un supermercato, una volta su un altro, perché loro sono disposti ad aderire, però perché non si fa una volta al mese, ogni mese si fa un banco alimentare per la solidarietà? No, una volta l'anno. Era un anno che io non la facevo. E sentiamo allora Sandra come commenta anche il nostro, grazie della telefonata, ecco, anche per rispondere anche a queste persone che si pongono anche delle domande, ma tutto questo cibo dove va? Ma uno ha il lattosio, uno magari anche chi che non ha niente e poi mangiare, dico io fortunatamente. Prego Telesca. Allora, la questione della difficoltà, soprattutto sul fresco, è dettato anche da problemi di natura sanitaria, cioè bisogna curare tutto il ciclo di trasporto, e questo non è semplice, bisogna avere dei mezzi adeguati. A Padova in alcuni casi è possibile, è chiaro che è necessario anche che ci sia la collaborazione delle catene dei supermercati. Io rispondo invece a quella provocazione della signora rispetto al banco alimentare una volta al mese. Magari potrebbe essere una bella occasione, ma facciamo tanta fatica a trovare i volontari per una volta all'anno. Allora dico, io invito chiunque voglia in qualche modo aiutare le realtà sul territorio di farsi avanti, soprattutto con le associazioni. Abbiamo detto che c'è difficoltà a trovare volontari nelle associazioni, credo che una cosa importante sia partire da lì. E poi un'altra cosa, il banco alimentare è una realtà che vive tutto l'anno, la colletta è un gesto piccolo che ha un grande valore simbolico, serve per raccontare che cosa fa il banco alimentare, utilizzando uno strumento come quello della raccolta del cibo davanti ai supermercati per ricordare alla gente che il banco alimentare c'è tutto l'anno. Io sono un volontario, come tutti quanti, che si impegna per quella giornata, ma nel momento in cui il banco alimentare lavora tutto l'anno, ci sono persone che sono lì nei vari magazzini, stiamo parlando di 22 magazzini in tutta Italia, che per tutto l'anno danno una mano alle associazioni. Ed è possibile dare un aiuto anche adesso, perché andando sul sito del Banco Alimentare è possibile anche adesso donare attraverso quelli che sono i canali che in internet permettono di poter ancora donare cibo. Quello che abbiamo fatto il 18 è possibile ancora farlo. E vi invito anche ad andare a vedere come il Banco Alimentare si impegna. C'è la sede di Verona, c'è la sede a Udine. Provate anche a chiamare e a vedere come fare per dare una mano, perché il Banco Alimentare, ripeto, è attivo tutto l'anno, non solo un giorno. Ripeto, è simbolico, ha un senso come testimonianza di che cosa si fa tutto l'anno e cerca di raccontarlo attraverso un gesto semplice. Allora andiamo a vedere anche la seconda pillola della colletta alimentare, andiamo a vedere anche questo video per capire ancora di più cosa succede. Andiamo a sentire.
ma quindi la colletta alimentare è del Banco Alimentare? La colletta è una parte dell'attività ormai del banco alimentare. E abbiamo capito che poteva essere una fonte in più di rifornimento per le necessità del banco. Nel primo anno abbiamo fatto 1630 tonnellate, per noi è sembrata una cosa importante, insomma. Ogni anno dopo anno, insomma, ormai sono 25 anni, la colletta è diventata una cosa sentita dalla gente. Questo secondo me è fondamentale. La colletta fa bene a chi la fa. Durante il resto dell'anno cosa fate con il Banco Alimentare? Durante tutto l'arco dell'anno recuperiamo dalle industrie di produzione, dalla grande distribuzione organizzata, dai mercati ortofrutticoli, dalla ristorazione collettiva. Siamo anche distributori e garanti dei prodotti del FEADE, Fondo Europeo Aiuto agli Indigenti. Lo distribuiamo alle tante strutture caritative che ogni giorno aiutano i bisognosi. Guarda, se mi dai una buona ragione per fare il volontario, giuro che l'anno prossimo vengo anch'io. Dalla fine degli anni 90 faccio il volontario alla colletta alimentare. Per me l'esperienza della colletta alimentare è questo, è qualcosa che dice chi sono io. La colletta esprime in maniera, come dire, molto pratica quel bisogno che noi abbiamo di dentro, insito, di fare del bene per gli altri, che ce l'hanno tutti secondo me. E non prevale mai la stanchezza, cioè uno non racconta del gesto generoso che ha fatto, ma di quello che ha ricevuto. No, grazie, guardi, faccio già beneficenza con altri enti, perché dovrei farla anche con voi? Donare alimenti a Banco Alimentare in occasione della colletta alimentare significa sostenere una rete di 21 organizzazioni presenti su tutto il territorio e che a sua volta lavora in partnership stretta con organizzazioni che accolgono persone e famiglie in difficoltà nel nostro paese. Quindi avere questa possibilità è per noi fondamentale e preziosissima. Perché lo devo fare anche con voi? Perché siamo in tanti, sarebbe la mia risposta. Cosa dice Ivo Bonotto? Questo è vero, siamo in tanti che anche fanno il volontariato per il Banco Alimentare, come ho fatto io con la mia associazione Round Table, e come gli scout, come anche gli alpini, la San Vincenzo, le scuole. Essere volontario, aiutare le persone è una cosa che riempie il cuore di felicità, io dico. È stato un caso iniziare poi a fare il volontario per Banco Alimentare, è stato a Treviso, avevo iniziato a Treviso insieme agli altri ragazzi dell'associazione Round Table, che ci siamo dedicati a questa giornata della colletta. Però oltre a questo poi ci siamo aperti anche ad altre attività di volontariato con altre associazioni, proprio perché fare del bene agli altri mi ha aiutato a dire, ma non c'è solo questo, posso fare anche altro. E quindi il mio tempo libero, se ovviamente ognuno ha i suoi tempi liberi, ed è per questo che ci chiamiamo volontari, il mio tempo libero mi piace dedicarlo agli altri. Ecco. Perché hai deciso, quando è che è venuto il momento che hai detto adesso devo fare qualcosa e hai aperto questa associazione? Perché c'è un momento dove si parte e si dice basta, adesso mi metto in gioco nel vero senso della parola, che non è così semplice aprire un'associazione, no. È impegno, è dedizione, è passione. Io diciamo che ce l'ho un po' anche nella mia storia, nella mia vita. Insomma, sono stato scout, sono stato educatore di bambini come Achela, e da lì poi ho cercato di essere d'aiuto anche agli altri, adesso sono amministratore locale nel mio comune, perché posso essere d'aiuto alle persone che mi stanno attorno e mi riempie, cioè l'essere d'aiuto agli altri è una cosa che innanzitutto ti fa studiare, perché devi capire come poter essere d'aiuto, quindi mi tiene attivo anche mentalmente, ma poi vedi anche che quando risolvi i problemi o comunque cerchi di risolvere il problema degli altri,
ti senti utile e appagato anche di quello che hai fatto e gli altri sono contenti di quello che hai fatto gratuitamente, perché effettivamente l'attività poi che faccio anche con l'associazione di Treviso sono tutte attività gratuite, cioè dove noi nel nostro tempo libero, invece che dedicarlo ad andare a giocare a computer o a cellulare, cioè il mio tempo libero lo dedico a aiutare il prossimo. Ecco, questo è un po' l'obiettivo, a prescindere dalle persone che mi trovo davanti. Allora io chiederei anche a Roberto Santomaso, ma perché facciamo così fatica a unirci, Presidente? Lei lo sa come la penso, ci conosciamo. Ecco, è la difficoltà di fare squadra, di fare rete, perché c'è sempre questo campanile, specialmente qua nel territorio. Io ce l'ho più alto, il mio è fatto meglio, io ho più numeri, io ho più conoscenze, ma poi ne pagano le fragilità, perché se il 5 per 1000 non arriva e noi non possiamo riuscire, e contributi sempre meno, noi non riusciamo a sopravvivere con una colletta alimentare, come si è detto. No. Noi dobbiamo acquistare il cibo perché ne arriva sempre molto poco rispetto alla richiesta che abbiamo. Ecco, perché noi a Natale ad esempio non pensiamo, ma senza pensare di fare chissà cosa, di metterci assieme e di fare qualcosa importante per aiutare tutti noi, cioè non è che dobbiamo aiutare uno, ci aiutiamo a vicenda per aiutare le fragilità che sono tante. Prego, Presidente. Mirella, tu sfondi una porta aperta, nel senso che come Emporio Beato Erico, io fin da quando sono diventato presidente, cioè da oltre 3 anni, ho sempre cercato di fare, diciamo così, sinergia con altre associazioni di volontariato che svolgono la medesima attività. Purtroppo non ho trovato molta disponibilità, nel senso che ognuno vuole rimanere nel proprio la colletta alimentare è un esempio. Prego, poi sentiamo Bonotto. E quindi rimaniamo sempre come siamo, ognuno, ripeto, a casa sua. Tanto per dire, noi raccogliamo eccedenze alimentari da 9 supermercati locali qui di Treviso e 2 supermercati locali, sostanzialmente la merce che viene ritirata va a finire ad un altro emporio. Questo per dire che da parte nostra, anche stamattina sono andato a portare generi alimentari che avevo in eccedenza ad altri 2 empori, perché ritengo che non ha senso rimanere chiusi e anzi non andiamo da nessuna parte se rimaniamo così individualisti. Quindi ben venga, Mirella, iniziative, sono a Natale, sono a Pasqua, quando vuoi, che ci vedano uniti nell'operatività. Allora ci troveremo a un tavolo, ecco, invito anche Bonotto, anche Tedesca a fare questo tavolo per Natale, perché se aspettiamo sempre di partire, partiremo, costosio remo, non partiamo mai. Vediamo cosa riusciamo tutti assieme, chi c'è, chi non c'è, pazienza, ma poi si allargheremo, poi ho anche Anna Corò, che è Presidente Volontari Insieme di Treviso, ospite, perciò chiederò anche lei di aiutarci per partire, perché sarà un Natale tragico, lo dico io, ecco, perché ho sentito anche a Federconsumatori, abbiamo anziani che non riusciranno neppure a scaldarsi, per fortuna che il freddo deve ancora arrivare. Capite, mercoledì ieri, e penso che Santomaso mi dia ragione, ma anche Telesca, sono venuti al banco alimentare delle situazioni drammatiche, ecco, sono persone che addirittura rifiutano i no quando cercano lavoro. Visto che tutti cercano lavoro, vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa sta succedendo, ecco, persone che non hanno niente da mangiare, non hanno un centesimo in tasca, nel silenzio totale. Ecco, siamo in tanti ma non riusciamo a fare squadre, non riusciamo a aiutare queste fragilità. Bonotto, cosa dici? No, io volevo dire appunto che un esempio di collaborazione tra associazioni, devo dire, la colletta alimentare lo è stato. È chiaro che è difficile, magari ogni associazione ha poi i suoi scopi, i suoi principi, i suoi obiettivi, però avere degli obiettivi comuni e riunire le associazioni anche in una giornata, può essere solo una sola giornata, secondo me, poi mantenendo ogni associazione distinta nel suo ruolo di associazione locale, è un aiuto
agli altri, perché poi non dobbiamo vederlo solo come l'associazione mia, l'associazione sua, è un'associazione, è un insieme di associazioni che aiuta la collettività, aiuta chi ci vive attorno. Quindi questo è molto cosa importante. Ecco. Telesca, cosa ne pensi? Condivido quello che diceva Ivo. È un segno evidente il banco, la colletta, di che cosa significa fare rete. E la cosa interessante è che ogni anno questa iniziativa, quando la concludiamo, quello che mi fa veramente sperare che stiamo facendo davvero la cosa giusta è la passione con cui la gente alla fine della giornata dice: ma io ricordatemi di me l'anno prossimo, io ci voglio essere, anzi ditemelo in tempo, così magari coinvolgo anche altri miei amici. Ecco, questa modalità credo che sia quella vincente, per cui non solo è vincente, ma noi facciamo la giornata della colletta davanti a 150 supermercati, ma ce ne sono tanti altri che vorremmo coinvolgere. Esatto. E per primi io chiedo proprio alle associazioni che sono convenzionate con il banco, ma chiunque ci ascolti, di farsi avanti, di andare sul sito e di registrarsi come volontario, in modo tale da poter lavorare insieme per poter creare una giornata della colletta ancora più importante. Ma non si può avere un elenco dei supermercati che aderiscono alla colletta e quelli che non aderiscono? Allora, sicuramente sul sito del Banco Alimentare, su quelli che sono i siti regionali, c'è l'elenco di tutti i supermercati. Non è che aderiscono o non aderiscono, siamo in qualche modo noi che proponiamo la giornata della colletta in base a quelli che sono i volontari. Noi ogni anno pubblichiamo quali sono i supermercati davanti ai quali siamo nella giornata della colletta presenti, e questo ci permette in qualche maniera di essere, come dire, riconoscibili. Guarda Telesca, io penso che questa mattina anche le mie sentinelle che ho nel territorio, che sono i telespettatori, la grande famiglia di Sveglia Veneti, se noi iniziamo a far capire loro l'importanza che anche loro ci siano, io penso a Rinaldo, a Italo Guglielmo, alla Giusi, alla Nadia, tutte le persone che chiamano, che magari potrebbero anche essere coinvolte, ma non ci pensano, ecco, se hanno voglia di allargare, perché Telesca dice, noi avremo anche la possibilità di farlo, ma ci mancano i numeri, che sono le persone per fare le raccolte. Allora io mando questo messaggio questa mattina: aiutateci a diventare sempre di più, a diventare sempre più grandi, per aiutare le tantissime fragilità che aumenteranno. Cosa dici, Ivo? Assolutamente concorde, anzi sono qui anch'io a spronare alle altre associazioni del territorio di essere utili alla colletta alimentare in questo caso, ma magari anche ad altre e nuove proposte per aiutare le persone che hanno bisogno del nostro territorio. Io sono molto molto convinto di questo. Se posso aggiungere anche, per esempio, anche le comunità, gli enti pubblici, cioè nel nostro comune per esempio abbiamo dato un contributo e uno spazio a Banco Alimentare per distribuire i beni alimentari. Quindi anche le RSA, ricordiamo che nelle RSA ci sono dei nonni meravigliosi che hanno ancora tanto da dare, non è che sono tutti allettati o invalidi, abbiamo dei nonni che sono meravigliosi, basta vedere i nostri centenari, andiamo a vedere proprio questa centenaria, Ivo, poi continuiamo naturalmente, perché è molto importante sentire, ecco, fanno rumore, vogliono fare rumore per quello che hanno assistito a questo terribile fatto. Andiamo a sentire questa della povera Giulia. Invece di fare un momento di silenzio, noi abbiamo pensato, noi non vogliamo che le donne stiano in silenzio, noi vogliamo che le donne gridino no, non si può fare violenza contro le donne. No. Gemma mi ha detto, mandiamo il messaggio che le donne devono imparare a dirlo. Pestare i piedi sul pavimento, battere le mani, fare rumore per dire no alla violenza contro le donne, dimostrare vicinanza alla famiglia di Giulia e a tutte le donne vittime di violenza. È stata nonna Gemma Vanzan nel giorno del suo 100° compleanno a chiedere questo regalo a tutti coloro che la stavano festeggiando nella residenza Villa delle Magnolie di Monastier, dove vive. Gemma ha chiesto uno stop alla festa per lanciare questo messaggio, perché le donne non devono stare in silenzio, ma devono farsi sentire, e Gemma ha ricordato
ricordato cosa è accaduto alla povera Giulia. Una roba brutta, brutta. Però che era anche qualcheduna volta, perché mi era una famiglia vicini, ogni tanto litigava, era un poco violento. È lucidissima nonna Gemma e si interessa a tutto quello che accade seguendo sempre i TG. Guardo Antena 3 prima di tutto e dopo il telegiornale chi fa è 8. E dall'alto dei suoi 100 anni ha ben chiaro cosa insegnare ai giovani. Rispetto per tutti. Per la nonna Gemma, i pip! Ivo, forse li abbiamo veramente un po' troppo dimenticati, queste figure meravigliose che ancora vogliono partecipare. Avete sentito 100 anni, mente lucida, i ricordi, un mio vicino faceva anche lui qualcosa che non andava fatto, mancava di rispetto. Il rispetto, prego Ivo. No, guarda, condivido pienamente la cosa che effettivamente anche loro hanno piacere di dedicarsi agli altri. Non tutto il giorno, ma magari anche nel loro piccolo. Esatto. Certo, non è facile, magari ecco, perché magari qualcuno non riesce effettivamente a muoversi, ma chi ha piacere? Certo, anzi. Quell'anziano che si è gettato sul fiume, come mai? Perché? Che questi ragazzi lo hanno veramente salvato. Come mai ha deciso questo? Perché la solitudine, tutto il giorno essere da soli, non parlare con nessuno. Tanto è vero che apro le porte a qualsiasi persona, ecco, suoni il campanello, loro aprono perché hanno bisogno di vedere qualcuno, di parlare con qualcuno. Assolutamente, Ivo, vogliamo credo che fare ci siano, qualcosa, Ivo? Loro cercano delle figure, sicuramente, e nel mio lavoro ho avuto esempi di anziani che cercavano il dialogo, perché sono a casa da soli e giustamente hanno bisogno di anche raccontare le loro esperienze, di dire chi sono, cosa hanno fatto nella vita, perché è anche giusto dare risalto a queste persone. E quindi questa giornata della colletta può essere anche un momento magari per questi anziani che magari se lo sentono anche in forza di farlo, di venire a raccontare le loro esperienze ai ragazzi, se vogliamo mettere assieme le associazioni, i ragazzi, gli anziani. Ivo, però non sono anziani, sono diversamente giovani. Ecco, io li chiamo diversamente giovani. Certo. Perché l'Europa dice che un anziano è un anziano a 50 anni, la pensione te la danno a 70, però diventi anziano per l'Europa a 50. Forse anche loro devono fare i conti in maniera diversa, perché avete sentito che centenari abbiamo. Cosa dice Presidente Santomaso? Facciamo un ulteriore sforzo, uniamo ancora di più le forze per riuscire ad essere sempre di più, ad aiutarci a vicenda. Prego. È indispensabile fare questo passo, perché altrimenti se no rimaniamo sempre che ci lamentiamo, che diciamo che non ce la facciamo, che non abbiamo volontari a sufficienza, che non abbiamo risorse alimentari da distribuire e quindi è indispensabile se vogliamo proseguire in questo lavoro, più che lavoro, in questa attività di volontariato a favore delle persone meno fortunate di noi. Perciò bisogna assolutamente che partiamo e iniziamo a fare squadra. Allora io ringrazio tantissimo veramente Domenico Telesca, referente collette alimentari di Treviso. Grazie Domenico di essere stato con noi, di averci dato i numeri, perché così non daremo i numeri. Ringrazio anche tantissimo Roberto Santomaso, Presidente Emporio Solidale Beato Erico di Treviso. Grazie Presidente, ci sentiremo anche con te. Ivo Bonotto, volontario nella giornata della colletta alimentare. Ivo, è stato un piacere, ecco, Mirella, io grazie. penso che veramente dobbiamo unire le forze e cercare di partire per dare delle risposte che mancano purtroppo alle fragilità. Me lo auguro grazie, vivamente. grazie, pubblicità. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Anna Corò, Presidente Volontari Insieme Treviso, non a caso questa mattina. Grazie Buongiorno. Anna di essere qui. Saluto anche Claudio Borgia, Vice Sindaco di Montebelluna. Ciao Claudio, grazie anche a te di essere qui per parlare proprio del mondo del volontariato, dove anche Montebelluna, devo dire, ha dei numeri incredibili ed è molto presente nel territorio. Allora Anna, si parlava, Anna Corò, di metterci assieme per Natale per cercare intanto di conoscerci di più, perché non ci conosciamo abbastanza e so che tu stai cercando di fare questo anche se con molta fatica, ma bisogna pur partire, perché se aspettiamo che tutti assieme di partire non partiremo mai.
proprio per cercare di aiutare le fragilità, che sono tante, questo 5 per 1000 che non si sa quando arriverà, queste derate alimentari anche dai banchi nazionali che ne hanno sempre meno, perciò dobbiamo come al solito rimboccarci le maniche e partire. Cosa ci vuoi dire, Presidente? Dico che è un discorso che noi come volontari insieme l'abbiamo a cuore e l'abbiamo come mission per creare questa famosissima rete delle associazioni e del volontariato del territorio della provincia di Treviso. È un lavoro, come dicevi poc'anzi, difficilissimo, perché vuol dire entrare in una cultura, in un modo di vedere, un modo di ragionare basato sul se stessi, sul proprio egoismo e non riuscire a vedere che cosa vuol dire proiettare tutto il lavoro e tutto lo sforzo del volontariato, proiettarlo all'interno di una comunità intera. Perché fino a quando ogni associazione penserà ai propri associati, al proprio piccolo territorio, al proprio piccolo giardino e non alzerà mai lo sguardo per guardare oltre, sarà molto ma molto difficile riuscire a conquistare terreno, conquistare un territorio, conquistare una parola, a riuscire a creare nel territorio quelle condizioni di confronto, di parola, di discussione che sono solo di aiuto e di costruzione di una comunità, che poi tutto questo lavoro non si identifica solo nella mission di quell'associazione, ma è un valore aggiunto a tutto il territorio ed è un bene immenso di comunicazione, di aiuto, di fiducia che ogni persona ne riceve. Questo è l'essenziale, che va a curare anche tutte quelle parti della comunità, tutti quei problemi che esistono nel quotidiano. Perché? Perché le persone si sentono collegate una all'altra. È come camminare quando si attraversa un torrente, ci si lega con una corda uno a uno perché nessuno scivoli, perché nessuno cada. Ecco, questa è l'intenzione, questa è forse la se qualcuno, figura. Anna, però ci dà anche la corda, forse ci aggrapperemo beh, e sì. sei tu quella che deve mettere in gioco la corda. Cosa ne pensa, Vice Sindaco? Intanto buongiorno a tutti i suoi telespettatori, Buongiorno. a voi in studio, grazie per l'invito, sono sempre molto contento di partecipare alla sua trasmissione, Mirella. Dico che il volontariato in Veneto, in provincia di Treviso e ovviamente nel mio territorio è uno di quelle realtà non solo fondamentali, importanti, ma soprattutto che danno risposta e che arrivano ai cittadini dove tante volte, per esempio, non arrivano le amministrazioni, quindi noi ci avvaliamo anche delle tantissime associazioni di volontariato. Noi a Montebelluna con il sindaco discutiamo molto appunto e sosteniamo moltissimo le associazioni di volontariato, siamo al loro fianco, non solo con le parole, ma lei mi conosce, Mirella, con i fatti, ed è per questo che insomma cerchiamo con le tante associazioni sempre il confronto, il dialogo, l'ascolto, perché insomma è importante che l'amministrazione e le associazioni lavorino insieme per dare delle risposte, perché dobbiamo sempre ricordarci che i cittadini devono avere risposte. Quando non arriva l'amministrazione entrano in campo i tanti volontari che, ecco, ci tengo a ringraziare, perché i volontari che riempiono le associazioni di volontariato tolgono alle loro famiglie, tolgono al loro lavoro, tolgono alle loro passioni per dedicarsi agli altri, e questo è straordinario, e senza, ricordo, avere nulla in cambio se non amore. La mia filosofia di vita è sempre stata che fare del bene porta bene, e spero che insomma questo sia anche, come dire, il leitmotiv che motivi tutti a dare sempre di più. Allora, lei fa parte anche di un partito importante che è Fratelli d'Italia, Borgia. Non è il caso forse di sollecitare, ecco, anche
questo governo a sburocratizzare, specialmente nel mondo del volontariato, che stiamo impazzendo per il numero di carte, di numeri che ci richiedono, e molti volontari, anche diversamente giovani, hanno abbandonato perché non ce la fanno, non riescono a gestire questa marea di numeri che vogliono. Ma perché? Siamo già schedati abbastanza, ma dove vogliono parare? Se qualcuno sbaglia, si deve colpire quello che sbaglia, non si deve mettere tutti in un minestrone. Prego Borgia. Ha assolutamente ragione, non bisogna fare mai di tutta l'erba un fascio. Devo dire che il rapporto diretto con i nostri deputati e senatori, per intenderci, lei sicuramente conoscerà la nostra deputata Marina Marchetto Liprandi, che sul tema del sociale è attivissima e attenta, e con lei c'è un rapporto diretto. Abbiamo già sollecitato, so che ci stanno lavorando, vorrei ricordare, questa non è una scusante, ma io che amministro so bene o male com'è il percorso, non si possono risolvere tutti i problemi nel primo anno di mandato. C'è una programmazione, ci sono 5 anni, ci sono delle priorità, il sociale per questo governo, le famiglie per questo governo, le tante associazioni sono una priorità. Io so che ci stanno lavorando, ci interfacciamo con i nostri deputati e senatori e arriveranno delle risposte. Come le ho detto, non sono chiacchiere al vento, la conoscete ormai, l'avete apprezzata in questo anno di governo. La Premier, quando dice qualcosa, quando Giorgia Meloni dice qualcosa, la fa. Ed è anche su questo tema che stiamo cercando di lavorare. È ovvio che quando si parla però di volontariato, di sociale, bisogna togliersi le casacche, perché le associazioni di volontariato, i volontari, il volontariato in generale non ha colore politico e bisogna a prescindere sostenerlo. Sì, però mi scusi Borgia, sono gli ultimi anni che questo 5 per 1000 una volta arrivava facilmente, sì, i governi ne abbiamo cambiato tantissimi e invece si allunga sempre di più, ne siamo a Natale, fra poco dobbiamo aiutare e non sappiamo ancora che fine sta facendo il 5 per 1000, visto che sono già soldi incassati che sono nostri, non del governo, sono nostri, che forse sarebbe utile che ce li dessero. Anna Corò, come commenti? Commento che è la situazione che si ripete ormai da qualche anno, quindi non so esattamente per quale motivo i soldi di competenza, i soldi dei cittadini di competenza poi del volontariato, delle associazioni, rimangano fermi in qualche partita di bilancio che serve probabilmente per giustificare o per chiudere qualcos'altro. È evidente che ci sono delle difficoltà, è evidente che la burocrazia ha tutte le sue parti e ogni cosa deve seguire un processo ben attento, però per quanto riguarda le associazioni di volontariato che vivono esclusivamente di questo dovrebbe esserci una priorità nel diffondere e nel diversificarsi i fondi. Quindi è sempre una questione di, io credo che sia sempre una questione di decisioni e di priorità, cioè che cosa mandare prima, far procedere prima rispetto a qualche altra situazione. Questo è l'importante, dovrebbero esserci delle priorità ben precise e anche che più aiutano. trasparenza, perché sono soldi che i cittadini danno alle associazioni di volontariato, perciò sono molto mirati, sì. E questo penso che sia un fatto chiaro. Lei ha detto dell'onorevole, della senatrice Marchetto Liprandi, io l'anno scorso l'ho chiamata per 5 per 1000, non ho più avuto risposta, non mi ha più chiamato, non mi ha fatto sentire, tanto è vero che ho dovuto chiamare tramite il sindaco di Cittadella, l'onorevole Bitonci, per capire che fine avevano fatto sti soldi, sto 5 per 1000, e fortunatamente Bitonci ha risposto che ero in arrivo, ma eravamo a dicembre, quasi metà dicembre. Ecco, capisce Borgia che forse questa attenzione su soldi che non sono del governo ma devono essere dati alle associazioni che, come dice lei, hanno già dato tanto, perché se non ci fosse stato il mondo del volontariato non so l'Italia che fine avrebbe fatto, perché questa è la verità. Il supporto alle amministrazioni lo dà il volontariato senza chiedere nulla o pochissimo, o sbaglio?
la premessa che abbiamo fatto precedentemente. Lo so benissimo quanto siano importanti le associazioni, ma come dicevo, non sono chiacchiere al vento. Noi come amministrazioni, in generale parlo della mia, lavoriamo a stretto contatto con le associazioni, diamo una mano e non così tanto per dire, ma diamo una mano in termini di contributi, in termini di personale, con i servizi sociali. C'è un rapporto diretto con le associazioni di volontariato. Dopodiché, per tornare al tema di cui mi parlava prima, sicuramente l'onorevole Aliprandi si sarà interessata, come hanno fatto tanti altri. Il tema è che non decide lei e probabilmente neanche chi è al governo, perché sono questioni tecniche e burocratiche rispetto al pagamento. Non è che il governo si sia mai intascato i soldi del volontariato. Come diceva appunto la sua ospite, è un problema che c'è dagli ultimi anni. Negli ultimi anni tardano a pagare, ma questo non è un problema riferito al governo ma alle burocrazie. Farò presente ancora con più forza che questo non deve più capitare, quindi sarà mia premura. Borgia, si dia da fare così al posto di Bitonci quest'anno sarà lei a dirci quando arriverà il 5 per 1000. No, perché veramente, guardi, è 2 anni che veramente non ci vedo chiaro. Devono darci i nostri soldi dei cittadini, sono soldi dei cittadini. Di quali annualità parliamo, Mirella? Di quali annualità parliamo? Cioè, ad oggi, per capire anche, perché se devo fare da megafono, devo quelli anche capire dell'anno scorso, 2022. Quelli del 2022, siamo a fine 2023, li hanno già incassati da un pezzo, perciò se per cortesia vogliono darceli. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signor Mirella, lei è Buongiorno. ospite. Buongiorno, io volevo dire 2 cose signor Mirella, per piacere. La prima cosa, io vedo anche alcuni supermercati che purtroppo la frutta e la verdura la buttano, perché magari la frutta ha un buchino e cosa, e la buttano via. Invece di buttarla via, la darebbero a queste associazioni come voi di volontariati, che date da mangiare poverina alla gente che non se lo può permettere. Sarebbe una cosa buona, perché vedo anche molte cose che stanno per scadere, invece di darle, non tutti naturalmente, prendono e buttano via. Basterebbe magari 3-4 giorni prima della scadenza che li danno a delle associazioni dove la gente può mangiare invece di buttarli via. Poi la seconda cosa voglio dire, visto che abbiamo il vice sindaco che è di Fratelli d'Italia, e io ho votato la Meloni perché io sono di destra, ma destra. Allora io volevo dire, ieri ho visto un servizio su Mario Giordano dove occupano le case abusive. Ora finalmente dicono, io finché non vedo non credo, che dicono che facilmente ora possono buttare la gente fuori e chi non paga l'affitto. Ora io dico, ci sono dei casi che fanno vedere su Mario Giordano gente da 4 anni con 3 scatti esecutivi che non vanno fuori, che significa un giudice ha detto deve andare fuori e questi non vanno via. Io dico, ma perché al primo scatto esecutivo che dà il giudice non possiamo mettere una legge che le forze dell'ordine, nell'atto che c'è uno scatto esecutivo, il proprietario di casa chiama le forze dell'ordine e le forze dell'ordine intervengono in un paese civile, in un paese onesto, ma anzi come il nostro è un paese di delinquenti purtroppo. Che succede? Si prendono questi signori che non pagano l'affitto e si mandano fuori. Però questo dovrebbe succedere in un paese buono, ma qua io vedo che veramente delinquenti che possono fare di tutto e di più non pagano l'affitto, ti distruggono la casa, i sindaci hanno le mani legate, le forze dell'ordine ce l'hanno legate, ma queste leggi chi le ha fatte? Non è che le ho fatte io, le hanno fatte i politici, quindi vuol dire che hanno fatto delle leggi da ignoranti, non da politici. Quello mi dico. Ora volevo sapere una risposta del suo sindaco, per piacere, se è ora facile mandare questi delinquenti fuori e non pagano l'affitto alla gente. Un amico mio pure gli hanno occupato la casa, gliel'hanno distrutta, le hanno buttate fuori dopo 2 anni
e gli hanno lasciato la casa di sfrutto. La ringrazio signora Mirella. Grazie a te Sebastiano, prego Borgia. Io quotidianamente, lo sanno tutti, mi batto per il tema della legalità e ritengo che bisogna sempre rispettare le regole, le leggi, la legislazione in generale. È ovvio che questo è un tema particolarmente sentito. Devo anche dire che ci sono situazioni e situazioni, perché ci sono casi sociali ed è un conto su cui anche tante volte i servizi sociali intervengono per cercare di trovare soluzioni. L'altro invece è il tema appunto delle occupazioni abusive. Si è intervenuto e si sta intervenendo sulla legislazione, perché come diceva il tema non è l'applicazione, è anche l'applicazione delle leggi, ma sono soprattutto le leggi e quindi gli strumenti che poi le forze dell'ordine hanno a disposizione. Devo ricordare che nell'ultimo anno, da quando c'è il governo Meloni, le occupazioni abusive e quindi il contrasto alle occupazioni abusive sono diminuite e quindi il contrasto è servito e ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando anche e soprattutto sulla legislazione. Sono d'accordo col discorso generale che è stato fatto appunto dal telespettatore. Grazie Borgia. Allora adesso andiamo a vedere invece Progetto Stacco proprio della Presidente Anna Corò. Andiamo a sentire. Sono Roberto Bolzan, volontario di Stacco, per la quale fa trasporti sociali quando è richiesto e lo fa volentieri come volontario. Io dedico un giorno alla settimana a questa attività, il lunedì comincio alle 6:30, stasera io finisco alle 5:30, quindi dalle 6:30 alle 5:30 sono 11 ore. Il primo appuntamento ce l'ho alle 7 per ragazzi da portare a scuola, sono 2 o 3 contemporaneamente, in posti diversi, quindi si lascia uno, si porta un altro. Finiti i ragazzi, di solito alle 8:15 finiscono, abbiamo i trasporti sociali, nel senso della gente adulta, per portarli a visite ospedaliere, portarli a centri riabilitativi, qualcuno addirittura a fare la spesa, qualcuno in farmacia a prendere i farmaci. In quello che serve facciamo. L'aiuto, come fare quelli che sono in carrozzina, come trasportarla, come fare gli scalini, come aiuti così. Verifichiamo che siano sani, misuriamo la temperatura, facciamo igienizzare le mani, stiamo attenti che le mascherine siano. Qualcuno c'ha un nasino piccolino e la mascherina cade sempre. Dai, attenta alla mascherina, sì, va bene così, poi hanno anche loro gli occhiali che si appannano, è un disastro. Facciamo tutto quello che prevedono i protocolli. L'associazione ha messo a disposizione tutto quello che c'è e tutto di più. Ho visto sanificatori, gel per le mani, mascherine ed FFP2 per dire ogni volta che hai bisogno te la danno, e adesso ci sono i termometri, la visiera. Anche se siamo tutti in età a rischio, non credo di essere a rischio più di tanti perché non è che ho patologie particolari. I ragazzini sono giovani, sono attentissimi, gli adulti lo sanno perché sono tutta gente con patologie e quindi sa di essere a rischio e quindi sta attenta. Siamo convinti che è una brutta bestia e che bisogna stare attenti e lo stiamo. Mi sento utile, poi è bello, cioè noi facciamo gruppo, è una socializzazione in più. Ma è bello anche qui i ragazzini, sai, vediamo il semaforo, è rosso, allora ci fermiamo, c'è chi sta attento, freccia, ti dice di mettere la freccia, allora cosa faccio adesso, che freccia metto? Allora ti dice quella, oppure quando sono i rallentatori, attenti che adesso c'è il salto, e allora 1, 2, 3, salto! Loro ti raccontano tutta la loro vita, eccetera, star lì ad ascoltare e dire anch'io così, allora sul serio, oppure conoscono gente che hai conosciuto e quindi crei un colloquio, un'empatia particolare, gratificante, ne sono tutti gratificanti, sappiamo che aiutiamo le famiglie che hanno in carico sta gente che non riescono a fare tutto da soli, a vedere tutta sta varia umanità, che non ci si rende conto di quanta sofferenza che c'è in giro. Noi siamo sani, diciamo, possiamo solo dire almeno faccio questo, visto che a me non è toccato. Lo scambio sociale è un arricchimento in ogni caso, perché c'è gente
coltissima, c'è l'avvocato, l'ingegnere, allora ti racconta, c'è uno che era nocchiero sull'Amerigo Vespucci, allora dai compimi, ho fatto 20-30 anni lì, allora ma va a motore, va a vela, no, c'hanno i motori nell'anno, pensa che questo va tutti i giorni, c'ha la moglie da 10 anni con l'Alzheimer, va tutti i giorni dargli da mangiare alle 11 e andiamo a prenderlo alle 2, da vedere sta gente che per amore fa queste cose perché potrebbe fare almeno vive da solo, 90 anni, c'è la moglie in queste condizioni, va tutti i giorni in casa di riposo, a ammirare insomma con tutta la brutta roba che c'è in giro, vedere che c'è gente così fa bene, fa bene. Allora, Anna Corò, saranno anche bei progetti, non ho capito niente, non so a casa, forse sono io, se per cortesia ci spieghi questo progetto che è anche datato ma che si rinnova ogni anno, per far capire che se forse qualcuno deve anche conoscerlo, forse, dico io. Prego Anna Corò. Allora, il progetto Stacco è un progetto di trasporto sociale di accompagnamento finanziato dalla Regione Veneto, dal 2014, è rinnovabile ogni anno, va per annualità, e Volontari Insieme è il capofila della rete delle associazioni che danno la loro disponibilità. Sono 25 associazioni con circa una settantina di mezzi e coprono tutto il territorio. Quanti mezzi? Più o meno una settantina, adesso esattamente 70-79 mezzi, di proprietà delle associazioni sono i mezzi, che coprono tutta la provincia di Treviso. E il progetto Stacco è nato soprattutto per integrare già i trasporti sociali che sono in funzione in ogni comune con le convenzioni dirette tra le associazioni e il comune stesso. Percorriamo tantissimi chilometri. È evidente che il progetto Stacco, essendo un progetto pensato una decina di anni fa più o meno, avrebbe bisogno di essere rivalutato, ripensato, perché il bisogno di trasporto in questo momento è aumentato perché ci sono i centri diurni per la salute mentale, ci sono le varie associazioni, anche non solo i centri sollievo Alzheimer ma anche i centri sollievo Parkinson, delle malattie del Parkinson, che in questo momento hanno la necessità e il bisogno di essere aiutati nel trasporto. Oltre a queste necessità sanitarie ovviamente c'è tutta una comunità che ha delle difficoltà finanziarie, che avrebbe bisogno di essere aiutata, di avere un trasporto sociale, quindi un trasporto a costi bassissimi o a costo zero per quello che riguarda Stacco, per muoversi, per raggiungere mercati per la spesa, per avere la possibilità di incontri relazionali con le amiche nel pomeriggio, per aiutare le persone a togliersi dall'isolamento, a combattere quella solitudine che poi crea una serie di problemi quali la depressione, l'incapacità poi di riallacciare e di rivedere la propria vita e porta poi a cadere nel sanitario e di conseguenza nel sociale. Quindi è un progetto che, nonostante sia finanziato dalla Regione, nonostante sia una rete che copre tutte le province della Regione, quindi Treviso è aiutato in questo, avrebbe bisogno di essere rielaborato e avrebbe bisogno anche di un aiuto più sostanzioso da parte dei comuni, di essere aiutato nella rete, perché alle volte si va in contraddizione proprio tra il progetto Stacco e le situazioni all'interno dei comuni, le associazioni che lavorano per i comuni. Sentiamo se Borgia conosceva questo progetto Stacco. Borgia? Guardi, ne avevo sentito parlare. Non nel mio territorio, ma in una riunione che abbiamo fatto, mi pare in provincia, appunto sul tema, ma già qualche mese fa, per cui sì, conoscevo la validità del progetto, l'importanza e soprattutto quello che si sta facendo. Non è attivo, mi pare, nel mio comune, ma non avendo io la delega direttamente al sociale,
può essere che ci sia, non lo attivo a sappia. Montebelluna, Ed è, Borgia, lo dico anche a Anna Corò, sì. questi progetti non devono essere per gli addetti ai lavori o chi è più vicino a queste associazioni che non si sa quali siano, per cercare di aiutare le fragilità che sono a casa. Perché se poi io sento che dalle telefonate che queste persone non riescono a comunicare ed avere questo aiuto anche di trasporto, capite bene che mi vengono dei dubbi enormi. Chi deve fare cosa? Perché il mondo del volontariato, che è enorme, però dobbiamo anche capire chi fa cosa, perché se tutti fanno tutto, alla fine noi ci troviamo con un pugno di mosche in mano. Andiamo a vedere questa protesta. Mirella, ma ci sono anche altre associazioni che fanno diciamo una cosa medesima, più ce ne sono e meglio è, questo sì, è chiaro. Però lei capisce che io che mi collaboro con i CEODO non riusciamo ad andarli a prendere perché non ci sono i mezzi. Poi sentiamo che solo questa associazione ha 70 mezzi. Andiamo a sentire questa protesta per figli a disabili. Andiamo a Belluno però adesso, andiamo a sentire. Io vorrei essere libera di spenderli come voglio, di comprarmi quello che voglio, come anche i CD, come anche per esempio uno stereo, perché mio ormai è andato. Non si può perché hanno deciso che non devo avere i soldi. Privata della disponibilità del suo stipendio e dell'accesso alla sua busta paga per decisione del giudice tutelare di Belluno. Deborah Migotto ha 48 anni, abita in città con il papà Graziano e la compagna di lui Marinelle, lavora come centralinista all'ULSS di Belluno dopo il diploma conseguito all'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer di Trieste. Una vita serena la sua, lo scrive in una lettera dopo il processo avviato contro il padre condannato in primo grado per peculato con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una sentenza che è un abominio che ha giudicato mio padre colpevole di avermi sottratto denaro nel breve periodo in cui è stato il mio amministratore di sostegno, afferma Deborah. Io a mio padre ho prestato 9.000 euro che mi ha restituito ed era il minimo che potessi fare per la figura che più di tutti mi è stata vicina e mi ha sostenuto con sacrifici che nessuno può immaginare. Io ho fatto l'amministratore di sostegno di Deborah, però in vita mia non avevo mai fatto l'amministratore di una persona disabile. Io non ho sottratto nulla a Deborah, perché in casa parliamo di tutto. Siccome io sono sempre in viaggio, le ho detto mi arrivano dei pagamenti tramite cambiali, Deborah, se li posso appoggiare da te? Lei mi ha detto sì. Il processo contro Graziano Migotto nasce dall'istanza presentata dalla sorella di Deborah che si costituisce in giudizio chiedendo la revoca del padre come amministratore di sostegno. Il timore è che papà Graziano non abbia amministrato con scrupolo le disponibilità di Deborah. Il giudice tutelare lo invita perciò a presentare i resoconti annuali cui Graziano Migotto è vincolato ma di cui non dispone. A quel punto il giudice revoca a Migotto il ruolo di amministratore di sostegno della figlia e al suo posto viene nominata un'avvocata del Foro di Treviso. Da quel momento, affermano Graziano e Deborah, siamo entrati in un vortice brutale. Deborah e Graziano Migotto puntano il dito contro quella figura tutelare che, scrive la donna nella lettera, mi vuole allontanare da lui. Se la Deborah ritiene di non stare bene con me, è libera di scegliere, ma non può allontanarsi da me perché è costretta da qualcun altro. Per la libertà di Deborah lei si sta battendo, è così? Questo lo farò sempre, è mia figlia, l'ho vista nascere, l'ho cresciuta e l'ho sempre tenuta con me. Migotto non intende fermarsi ed è pronto a portare la sua storia all'attenzione del governo. Io voglio arrivare al Ministero, voglio portare questa storia al Ministero dei Disabili per vedere se questi qua possono fare certe cose. Se possono ridurre in schiavitù e torturare una persona in questa maniera. Adesso io, se c'è qualcuno, se c'è qualche avvocato che riesce a capirmi, io posso anche lasciare ad Antenna 3 il mio numero di telefono, li possono contattare e contattare me di conseguenza. Allora Anna Corò, amministratori di sostegno, gran punto di domanda. Vorremmo anche capire anche qua la trasparenza su questi amministratori di sostegno, chi cosa fanno, perché non si capisce mai. Io ricevo continuamente telefonate che addirittura non riescono a mettersi in contatto con questi amministratori, li vedono sì e no
una volta all'anno? Prego Anna Corò. L'amministratore di sostegno è un gravissimo problema. Quest'anno nel 2024 si cade il ventennale e si spera veramente che si riapra il tavolo della disabilità governativo che è stato interrotto ancora con il governo precedente per il cambio al momento delle votazioni. Dovrebbe riaprire adesso per riprendere in mano tutta la normativa dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno che si avvale di un codice civile che è ancora vecchissimo, del 1948, quindi bisognerebbe intervenire su alcuni articoli e poi riprendere questa decisione. L'amministratore di sostegno si contrae nel momento in cui la persona viene interdetta e quindi, essendo interdetta, non ha più capacità di decidere del proprio destino, quindi decide l'amministratore di sostegno. Evidentemente poi queste diatribe nascono all'interno delle famiglie sempre per questioni finanziarie, per questioni amministrative. Ovviamente il giudice tutelare rispetta la legge, rispetta la norma e prende delle decisioni. È in capo all'amministratore di sostegno nominato che avrebbe la responsabilità di operare oltre la parte finanziaria e la parte economica, perché l'amministratore di sostegno è una figura essenziale per la persona che ne ha bisogno, quindi dovrebbe usare quella parte di buonsenso ed essere vicina alla persona, perché essere amministratori di sostegno non è solo un servizio che si fa per amministrare un patrimonio, è il sostenere la persona, è l'accompagnare la persona, è essere vicina. La documentazione cartacea dei soldi, ma è un'altra. Esatto. Noi come Volontari Insieme sono molto vicina a questo problema, perché abbiamo iniziato a lavorare con la rete a protezione dei fragili anche nel diritto civile e anche nel diritto penale, quindi è un tema che ci sta particolarmente a cuore. A Treviso non riusciamo a far partire la formazione degli amministratori di sostegno. Il fondo per gli amministratori di sostegno è un fondo che parte dalla regione, quindi voglio dire la disponibilità esiste, cioè ci deve essere solo la volontà da parte di associazioni e la disponibilità da parte di persone della comunità che hanno un minimo di competenza o che hanno la buona volontà di intraprendere la parte di volontariato che riguarda l'amministratore di sostegno e rendersi disponibili, perché questa è una parte importantissima per ora, ma per il futuro lo sarà ancora di più per i nostri anziani, per le persone disabili, per evitare queste situazioni di persone che non è unica, ma ce ne sono tantissime. Quindi io ripeto, questo è un lavoro che mi sta particolarmente a cuore. Vorrei iniziare a fare questi corsi di formazione per amministratori di sostegno. In collaborazione hanno dato la loro disponibilità l'AIAF, che è l'associazione degli avvocati che lavorano pro bono. Quasi e sempre che sono avvocati o avvocate, però tutte queste situazioni, se il volontariato, se riuscissimo a mettere insieme, a creare questa rete di amministratori di sostegno nella provincia di Treviso, riuscirebbero ad alleggerire tutto il processo degli amministratori. Non abbiamo neanche più avvocati, manca tutto, cioè mancano anche quelli, domani ne avrò due, sentirò se sono disponibili. Abbiamo Borgia, siamo ormai, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Ecco, come commenta, prego, quante cose da fare Borgia? Ho visto che insomma sul tema del volontariato intanto la sua ospite è preparatissima e insomma sui vari temi che ha sviscerato capisco che c'è della difficoltà, per cui insomma io spero che possa trovare, e sono disponibile, può dare il mio numero di telefono, a rendermi insomma come dicevo appunto prima disponibile per cercare insomma di darle se in quello che posso il supporto, perché capisco che tante volte c'è bisogno insomma di qualcuno che anche nelle amministrazioni e poi insomma tra i deputati e i senatori faccia da filtro e possa portare le istanze del territorio, per cui insomma
tanto c'è da fare, perché parlava prima delle leggi vetuste e che devono essere modificate e cambiate. Qui si può intervenire, per cui io mi rendo disponibile. Tra l'altro il tema dell'amministratore di sostegno è un tema che conosco, perché in famiglia ho avuto modo di conoscerlo, però come sa a me hanno insegnato che si fa del bene e si dimentica, e quindi insomma conosco la situazione, conosco quanto sia complicato, difficile, e bisogna trovare soprattutto delle persone serie, non solo preparate ma soprattutto serie, perché purtroppo ogni tanto succedono dei casi spiacevoli di truffe, di situazioni insomma che non vanno bene. Allora, grazie comunque Posso chiederle una cosa, Vice Sindaco? Allora, volevo Sì. precisare che noi con Volontari Insieme lavoriamo benissimo con il Comune di Montebelluna, con il Sindaco e le associazioni del territorio. C'è un legame strettissimo e un plauso al coordinamento del volontariato di Lucio Vendramin, che lei sicuramente conoscerà. Quindi noi con il Comune di Montebelluna lavoriamo benissimo e con le associazioni intorno. Mi dia una mano ad aprire degli sportelli, c'è la necessità, il volontariato è disponibile, c'è la necessità di aprire degli sportelli dedicati molto semplicemente, senza grandi complicazioni, ma dei punti di riferimento che potrebbe essere anche un semplice numero verde, dove la gente senza difficoltà, senza vergogna, senza paura può chiamare. Di questo abbiamo bisogno, di togliere alle persone la paura di approcciarsi a una burocrazia che entrato in quelle maglie non riusciranno più a venirne fuori. La disponibilità delle associazioni esiste. C'è il bisogno di stringere la comunicazione, stringere il rapporto con le amministrazioni, in questo momento amministrazioni comunali, perché tutto si sta spostando nei comuni. Non ci deve essere competizione, perché noi del volontariato non entriamo in competizione con la politica, non ci interessa solo salvaguardare quei diritti e quei privilegi che i disabili, le persone anziane hanno acquistate nel tempo, sperando di raggiungerne altre, e di difendere questa società, di creare quel rapporto di fiducia. Questo abbiamo bisogno, di intensificare il rapporto di fiducia con le amministrazioni comunali. La politica deve fidarsi del volontariato, che pecca con tutti i limiti che ha il volontariato. Oddio, pecca più la politica che il volontariato. Però Anna. voglio dire, abbiamo bisogno anche di essere riconosciuti in questo senso. Chi pensa insomma, che è una gara tra la politica e il volontariato non farà molta strada in generale, e spero insomma, che ci siano poche persone che la pensano in questo modo. Noi a Montebelluna, a partire dal sindaco, lei lo sa, non la pensiamo così, anzi cerchiamo insomma di essere sempre a disposizione. Concludo questa bellissima oretta con voi con una telefonata prima all'assessore al sociale e poi al sindaco, per cercare insomma di vedere cosa è possibile fare e aprire un tavolo di confronto. Allora, vediamo se riusciamo a vedere anche questo. Andiamo a Padova, rapporto Caritas povertà. Andiamo a sentire. 51,9%, una persona su 2 delle 445 che si sono rivolte al Centro Diocesano di Ascolto della Caritas di Padova. È il numero di quanti per la prima volta hanno varcato la soglia per chiedere aiuto. 445 persone che sono entrate nello sportello di via Bonporti, 1481 quelle che hanno fatto il loro ingresso nei 38 sportelli aperti da volontari in 26 vicariati della diocesi. Un numero che preoccupa la Chiesa di Padova, segnale di come le situazioni di disagio stiano crescendo. Casa, soldi, lavoro, le richieste al Centro Diocesano di Ascolto. Il 78% delle persone che chiedono aiuto sono uomini, stranieri senza fissa dimora o con alloggi di fortuna. Il 60% di chi si è rivolto ai centri di ascolto dei vicariati invece è donna, sposata, di nazionalità sia italiana che straniera. Ma qui crescono anche gli over 65. Un lavoro precario o la mancanza
forza di lavoro. Problemi legati all'invecchiamento precoce sono quelli che tra i 55 e i 64 anni aumentano le probabilità di vivere nella marginalità. Se la fotografia restituisce il ritratto di nuove povertà, continuano anche i vari progetti di sostegno, dallo sportello disagio finanziario, che ha aiutato 2 diverse situazioni con il prestito di sostegno sociale, all'aiuto concreto sul fronte dell'emergenza casa, con i 6 appartamenti messi a disposizione da 4 parrocchie cittadine che hanno accolto in un anno 25 persone. E con questo importante servizio che ha dato dei numeri incredibili della situazione di emergenza, della povertà che abbiamo, saluto i miei ospiti, Anna Corò, Presidente Volontari Insieme, grazie Anna di essere stata con noi. Grazie a voi. Ringrazio Claudio Borgia, Vice Sindaco di Montebelluna, per appunto mettersi a disposizione per cercare di aiutare anche Anna in un percorso molto difficile e complicato. Ci mettiamo anche la burocrazia e siamo a posto. Grazie, grazie. La posta di Mirella. Grazie.